È anche questa mattina una bellissima musica, è anche una musica che fa riflettere, dobbiamo riflettere tutto su quello che sta succedendo anche nel nostro territorio, questa solitudine, questa rabbia che poi all'improvviso esplode, come ho detto ieri mattina. Non riesco a non pensare a questa famiglia, alle famiglie di questi carabinieri, alle persone ferite, a tutto quello che è successo. In una situazione, qualcuno mi dice non si può giudicare. Come non si può giudicare? Chi ha detto che non si può giudicare? Io mi sento di giudicare, perché l'ho detto ieri cosa ho trovato giudicando e cercando di portare aiuto a quelli che erano in grandissima difficoltà e nessuno li ascoltava e nessuno andava a vedere cosa succedeva. Io ho sentito varie dichiarazioni di amministratori, ma io sono molto perplessa su quello che si sarebbe potuto fare. Siamo pieni di psicologi, non aprivano a nessuno. Cosa vuol dire non aprivano a nessuno? Però noi abbiamo visto l'intervista di questa donna che ha fatto. L'abbiamo vista, sì o no? Qualcuno si è avvicinato a questa donna. L'avete sentito cosa ha detto? Allora, come mai? Arriva un giornalista, che di solito nessuno parla con i giornalisti, arriva il giornalista e lei lascia la dichiarazione dicendo: io la farò finita, mi hanno mangiato tutto, non ho più niente, adesso vogliono portarmi via anche la casa. Allora, questi segnali non vanno letti dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, vanno letti da chi di dovere, che ci sono le persone preposte per cercare di capire cosa sta succedendo nella società. Questo io dico, ci sono delle delle persone preposte che in base ai segnali che arrivavano da anni, non da ieri, da anni, avrebbero dovuto intervenire. Non aprivano a nessuno, ma per forza, perché sperate che quelle persone aprano così all'improvviso la porta, entrate tutti dopo anni e anni vissuti nella solitudine, come gli animali nelle tane, uscivano solo di sera perché avevano paura, loro avevano paura di qualcosa, di essere visti, di far vedere come lavoravano, perché non avevano soldi per lavorare in maniera diversa. E allora io non ci sto, io dico quello che penso e lo sapete. Ecco, sono veramente distrutta per la morte di queste persone, perché non è possibile morire in queste condizioni, ecco, perché qualcuno non si è mosso prima. Uno mi dice è facile giudicare, no, siccome io le vivo queste situazioni e devo chiamare le persone, lo sentite anche voi cosa faccio? Prima però non si muove nessuno sapeva. Allora, sentiamo cosa ne pensa Evelyn Zanco, Presidente Associazione Il Sorriso, almeno questo, almeno guardatela, guardate Evelyn che bel sorriso che ha, che ringrazio, e sentiremo anche le sue riflessioni, perché dobbiamo tutti riflettere, facciamo volontariato. E saluto anche Rino Furlan, Presidente UNPLI regionale Veneto. Buongiorno Presidente, che piacere averla qui, buongiorno, veramente Mirella, grazie Presidente. Per le tue trasmissioni. Grazie. Allora Evelyn, come commenti quello che hai sentito, quello che ho visto, quello che hai letto? Ecco, noi che facciamo volontariato puro di prima linea, che vediamo la disperazione, la solitudine, ecco, il Minovò combatte di molte persone che si girano dall'altra parte per non aiutare, perché aiutare vuol dire impegnarsi. Prego Evelyn. Ma allora, io sul discorso giudizio la penso un po' diversamente, nel senso che quando mi trovo una persona davanti penso sì che si potesse fare qualcosa, che a volte vediamo quel qualcosa ma ci sembra che non possa mai accadere. Capiamo che magari ci sono delle persone in difficoltà, ma quello che pensiamo è vabbè, ma prima o poi riuscirà a risolvere il problema. A volte purtroppo le persone da sole non riescono a risolvere il problema. È un po' come quando una famiglia si ritrova con un ragazzo disabile, quello che segue la nostra associazione,
che le sembra di essere sola. Nel momento in cui però esce e parla con altri, scopre che non è da sola, scopre che ci sono altre persone con la stessa situazione, che hanno lo stesso problema, e quindi si sentono un po' confortate, si sentono capite. A volte però purtroppo si ha paura, quindi si rimane chiusi nella propria casa, chiusi dentro al proprio pensare, e si pensa di essere gli unici al mondo che hanno quel problema, e quindi il problema diventa sempre più grande e ci sembra irrisolvibile. In realtà effettivamente basterebbe parlare e avere il coraggio di anche confidarsi con persone che magari non conosciamo, come mi raccontava lei, o come appunto come lei, o come i volontari, a cui si confida magari un qualcosa, e il volontario cerca sempre in qualche modo di aiutarti, o magari sa, se non lui personalmente, Bravo. perché non è che noi volontari sappiamo magari risolvere, cioè non abbiamo neanche le competenze a volte per risolvere i problemi, però sappiamo magari dove andare o da chi indirizzare chi ha un problema. Bravissima Evelyn. Allora, cos'è questa associazione Il Sorriso? Beh, l'associazione Il Sorriso segue circa 25 utenti che vanno dai 19 anni ai 60. Per noi sono tutti ragazzi, sia quello di 20 che quello di 50, quello di 60, sono tutti ragazzi. E noi andiamo a stare con loro nel tempo libero, nella socialità, quello che manca, perché bene o male i ragazzi durante la settimana frequentano il CEOD, vanno al lavoro, quindi loro hanno le loro attività, chi fa sport, mentre quando si arriva su quello che per noi è normale, prendere il telefono, un messaggio, e ti ritrovi con gli amici alla sera a fare l'aperitivo, per loro è difficile, per loro non è così immediato e non hanno neanche una compagnia con cui fare questo. E allora noi, come dire, passiamo con loro le domeniche, li portiamo a visitare le città, andiamo ai concerti, usciamo. Adesso stiamo preparando per Natale uno spettacolo teatrale, e quindi cosa vuol dire? Ma uno spettacolo per loro è difficile e è facile, però li porta a lavorare in gruppo, ad aiutarsi l'uno con l'altro e a non giudicare se uno non è capace di fare una cosa, anzi loro si aiutano, e se uno lo vedono in difficoltà fanno proprio gruppo per aiutarlo a superare anche questa. Vediamo anche le foto, per cortesia, che il nostro bravo regista Andrea Basso è riuscito, nonostante l'orario che sono arrivate, a riuscire a mettere in onda questa mattina, perché è importante vedere anche, oltre a parlare, ecco, a casa vedono queste persone, queste figure, l'amore che li accompagna, perché alla fine la parola è amore, che sì. glielo fa fare ai volontari, vuol dire che c'è questa disponibilità che deriva dall'amore che hanno e la sensibilità, o sbaglio Evelyn? Sì, anche perché loro non chiedono grandi cose, chiedono del tempo per portarli, cioè basta vedere quando facciamo le foto di gruppo, magari c'è sempre chi un po' abbrontola, però il fatto di portarli fuori, di stare con loro, divertirsi con loro, cioè non è una cosa che nessuno di noi è capace di fare, stare con loro, ascoltarli, passare del tempo, sentire quello che hanno da dire, proprio sentirsi vivi, partecipare. Esatto. E sentirsi in una comunità che li accetta, perché noi non andiamo mai su posti dove siano preclusi, noi andiamo sui posti normali, siamo andati alle Tre Cime di Lavaredo, avete visto che sono passate prima la foto, siamo andati a Rifugio Auronzo, cioè li abbiamo portati sui posti dove una famiglia, dove una compagnia di amici, dove chiunque può andare. Abbiamo i nostri tempi, sicuramente, abbiamo i nostri limiti, certamente, comunque ci possiamo arrivare, ci sono cose che si riesce a fare anche con loro, e per loro la cosa più importante è proprio il tempo che gli si dedica, cioè per loro è proprio vita, l'uscire da casa, non avere i genitori, quindi uscire da soli, non avere i genitori, bene, appresso, essere liberi. Esatto, come le persone, come fa chiunque, ma anche noi quando avevamo 18-19 anni non vedevamo l'ora di diventare maggiorenni. Ma no, anche a 14-15 per carità, quale genitore. Esatto. Evelyn, però è una cosa che si sente spesso quando riusciamo a intervistare queste persone. Ad esempio noi abbiamo fatto un servizio dove erano al mare e un ragazzo ha detto, un uomo, non mi ricordo, una donna, io non voglio più tornare a casa, io voglio venire qua tutti i giorni. Capite quello che dicevi? Riuscire a staccare la spina, avere queste persone che ti accompagnano, che ti coccolano, che ti fanno vedere quello che magari non avevi mai visto, mai immaginato. Io mi ricordo un ragazzo che non aveva mai visto il mare.
Pensate, per loro vedere il mare, ecco, portarli nell'acqua, il sole, ecco, mettere la crema. Voi doveste vedere quando viene messa la crema a questi ragazzi. Io l'ho visto a Lignano, che sono queste strutture. Loro si godono un mondo, il tatto, il contatto. Perciò grazie Evelyn per quello che fate tu e i volontari, e anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari veramente che ci sono, perché qualche volta dovremmo ricordarci anche di loro, magari qualche premio, gli amministratori a darlo a qualche volontario. Non so, delle volte i premi, dice questo cosa che avevo fatto, poi c'è questo premio, no, lo dico io questo, no, io questo cosa che avevo fatto, beh è un potente, cioè è potente, bisogna anche premiarlo, proprio magari ci sta il premio dove che lo butta, ma ci abbiamo premiato perché c'ha visibilità. Rino Furlan, allora sentiamo il Presidente, poi vedremo anche questo video. Il Presidente sorride perché conosce la Mirella, sa che la Mirella pensa, dice quello che pensa, perché sono fatta così, d'altra parte dico la verità, non è che racconto bugie. Prego Furlan, come sono andate queste sagre, queste feste? Intanto tante famiglie, questo fa un ben sperare. Di tutte le età, giovani, nonni, genitori, c'erano tutto. E soprattutto un gran divertimento nel stare assieme. Prego Furlan, le proloqui fondamentali. Intanto Mirella, io dico grazie per queste opportunità che ci dai di essere insieme, di poter parlare anche con il pubblico. Dico grazie a Evelyn Zanco per quanto riguarda la sua associazione Sorriso, perché vuol dire andare a sostenere magari quelle persone che sono un po' più lontane. E non voglio entrare in merito, ma penso che la pandemia abbia delle grosse responsabilità di quello che poi le persone non sono più riuscite a rientrare nella realtà associativa, e quindi va detto grazie, diciamo, all'Associazione Sorriso, perché credo ci mettono del loro. Faccio solo un passaggio dicendo che è in capo all'amministrazione comunale, all'ente pubblico, dover capire dove ci sono quelle problematiche e quindi collegarsi magari anche all'Associazione Sorriso, ma a tutte le associazioni che possono aiutare in qualche modo chi ha difficoltà, chi non riesce a venire nella società normale. Le amministrazioni comunali sono supportate dall'assistente sociale che dovrebbe conoscere il territorio. Si va meglio nei paesi più piccoli, si va peggio nei paesi più grandi. Io da presidente nazionale di sagre ed eventi di qualità posso dire che noi abbiamo voluto, perché anche noi abbiamo sofferto la pandemia, abbiamo voluto ancora nel 2016-17 creare un progetto che si chiama Sagre ed eventi di qualità, dove noi coinvolgiamo 6.500 oggi proloqui in Italia. Se lo dico da Veneto, io sono diventato presidente nel 2024, presidente del proloquo del Veneto, dove le proloquo del Veneto prima della pandemia erano 535, oggi ne abbiamo 577, una sarà accreditata col prossimo Consiglio, quindi vuol dire che stiamo crescendo. A livello nazionale abbiamo 600.000 volontari e li ringrazio tutti, ringrazio i 60.000 del Veneto perché si mettono a disposizione per creare queste sagre, queste manifestazioni, ma che non ritengo solo sagre per il piacere di essere sagre, ma ritengo sagre perché creano la socializzazione e in particolar modo creano la salvaguardia di quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio e la promozione del nostro territorio. Quindi va detto grazie a tutti i volontari che silenziosamente, rubando spazio a se stessi e alla famiglia, lo mettono a disposizione delle nostre realtà sociali, e quindi c'è una socializzazione sicuramente importante. Io dico grazie a Mirella perché con la tua trasmissione riesci ad essere presente, riesci anche a dare delle risposte e a dare degli indirizzi a chi vuole partecipare a questa socializzazione. Lo dico da Veneto perché ce l'ho come orgoglio. Io da presidente di sagre ed eventi di qualità dico che le proloquo del Veneto si sono messe in gioco. Abbiamo il più alto numero di sagre accreditate, sagre di qualità, perché una sagra per essere accreditata deve essere verificata da degli ispettori che vengono da fuori regione, e lo dico con soddisfazione che il Veneto ha il più alto numero di sagre accreditate rispetto a tutte le altre regioni.
comunque tutte le regioni sono coinvolte in questo, e con questo noi vogliamo, lo dicevo prima, vogliamo preservare quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio. Non vorremmo mai che ci fosse quell'idea di Europa dove magari citano i nostri prodotti come prodotti inquinati e magari ci metteremo a disposizione sopra il tavolo per poter pranzare o cenare una macchinetta in 3D dove schiaccio il pulsante e mi costruisce la salsiccia, la costicina e quant'altro. Quindi noi stiamo preservando e stiamo tentando di operare in tal senso per, diciamo, proteggere i prodotti tipici. Abbiamo delle manifestazioni importanti che coinvolgono tantissime persone, tantissime famiglie con questo progetto di Sagra di Eventi di Qualità. Noi vogliamo che le nostre manifestazioni si aprano a 360 gradi a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi dico grazie ancora a chi ci mette l'impegno, il cuore, la passione e il tempo per poter creare questa socializzazione. Molto chiaro, grazie Presidente, mi fa piacere aver sentito questi numeri. Poi la domanda successiva che le farò sarà l'età di questi volontari, perché io sono molto preoccupata che tutte le associazioni che ho in ospite, lei lo sa perché non è la prima volta che viene, ecco, lamentano che non hanno volontari giovani. Ecco, il ricambio generazionale è molto difficile, forse perché non li intrighiamo abbastanza. Io sono convinta saranno anche pochi giovani, ma ci sono. Il problema è che bisogna andarli a prendere, che da soli non arriveranno mai, e qua dovrebbe fare un bel gioco anche la famiglia, quei genitori che potrebbero dare un contributo e invece si girano da un'altra parte, perché vuol dire impegnarsi. Abbiamo Rinaldo, eccolo qua, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. So dire intanto un plauso a queste persone per si mettere a disposizione di tutti per aiutare la povera gente. E sentire che in Veneto che se 60.000 volontari e non riusciamo per via di burocrazia a dare un aiuto a chi che ha realmente bisogno, bisogna che gli dica qualcosa che non va, come che ti visiti. Ero un amico tanti anni, una volta mi sono veneziano, una volta a Venezia era il Monte di Pietà, va bene, e il Cacce Peote che impestava scheri, e chi che aveva bisogno, che era Mazzapà, va bene, si rivolgeva a questi istituti, a sta gente, ma tutti lo sapevano. In casa regina, dove era il monte, era il coa fino alla mattina, perché eravamo tutti sul stesso piano, e era 90 del Mazzapà, e ieri che stava bene. Ma adesso che abbiamo le possibilità, che siamo intelligenti, siamo ancora che parliamo di queste robe e non riusciamo con 60.000 persone che disposte a gratis a aiutare gli altri, dovremmo vedere. E le sagre sono meravigliose, perché le sagre sono l'ossatura di un paese. Una volta li faceva le case, li faceva prima la piazza, perché? Perché doveva aggregarsi, parlare, difatti faceva una festa, parlava di affari, si vedeva, ed era un'amicizia, e sagre non è mai state pericolose, perché dopo qualche disastro stava, ma non è mai successo niente, tutta brava gente, le cose non mi scelta. Se mi Veneto, Mirella, abbiamo dal mondo, abbiamo insegnato a vivere al mondo con la serenissima. Allora cosa che abbiamo fatto? Un Veneto che sia un giardino. Vabbè, grazie Rinaldo, fammi andare avanti, vi devo far vedere anche i video, il tempo è tiranno. Grazie anche per quello che ha detto, siamo in Veneto sì, ma dobbiamo anche cambiare registro, quello lo dico io, perché così non si può andare avanti e vedere quello che succede con tante ancora, fortunatamente, le associazioni che abbiamo che potrebbero aiutare. Il problema è che dobbiamo prima fare squadra tra di noi e vedere come arrivare alle persone in grande difficoltà, perché non basta un'associazione, per arrivare bisogna che arrivi tutta la squadra con tanti aiuti, perché la persona non ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di tanti aiuti. Andiamo a vedere il video che ha mandato il Presidente Furlan. L'identità del nostro Paese passa per il riconoscimento delle sue tradizioni. Le Pro Loco valorizzano da sempre le tipicità del territorio,
preservando gli antichi saperi e gli antichi sapori, aggregando migliaia di volontari in tutta Italia, organizzando oltre 110.000 eventi ogni anno e salvaguardando il nostro preziosissimo patrimonio immateriale, perché il passato sia sempre di ispirazione al presente e un capitale nel futuro. Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, custodi di cultura e tradizione. Allora abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti, bello il video, bellissimo, complimenti a tutte e due perché chi si opera per tutte queste persone, per farle stare bene, veramente lodevole. Devo dire una cosa Mirella, parlavi di solitudine prima, giusto? Non so se ti ricordi, ma tu hai in memoria che mi pare la settimana scorsa la signora Paola, che chiama spesso di Padova, che ha detto che è da sola, sì, senza ascensore, che ha problemi, non lo so, una gamba, non può camminare, non può fare le scale, che è abbandonata. Allora io mi chiedo, Mirella, a Padova qualcuno avrà ascoltato la trasmissione, no? Io purtroppo non posso fare niente, anch'io ho 3 piani senza ascensore, però per fortuna sono in salute e dunque li faccio ormai per abitudine, però ho mio marito che ha problemi. Allora io mi chiedo, nessuno si è mosso a Padova, Mirella? Padova non è un paesetto che magari tutti ci conoscono e sono più propensi a dare una mano. Padova è una città media, diciamo, con studenti, cioè c'è molta gente. Possibile che nessuno abbia sentito? Mi ha molto colpito, Mirella, quella signora, perché è una signora che sa esprimersi molto bene, dunque ha anche un lessico bello. Non credo sia vecchissima, non so quanti anni ha, però è una persona che ha la testa che funziona. Allora Mirella, fammi un favore e mettiti in contatto con Padova, con qualche assistente sociale che vada a dargli una mano a questa signora, e come lei ce ne sono, sappiamo. Mirella, tu guarda, bisognerebbe darti la medaglia d'oro, però non voglio stare qui solo ai complimenti perché sono espliciti. Dico anche un'altra cosa al signor Furlan, il presidente. Io purtroppo adesso con mio marito che ha problemi di una gamba, cammina poco, non ce la fa, però alle sagre io ci andavo. Mi piace da morire, Mirella, perché non solo per il cibo, ma per la gente, per la comunità. Poi ti dico anche un'altra cosa, poi chiudo perché lascio spazio agli altri. Io abito in centro a Padova e butto l'occhio nei negozi, cercaci personale, commesse, part-time, full-time. Allora io mi chiedo, Mirella, siccome adesso fra poco ci sono le feste, non vogliono i ragazzi e le ragazze lavorare di domenica, Mirella, perché è lì il punto. Di domenica vogliono andarsi a divertire, cioè allora vedi, le cose bisognerebbe prenderle a monte, e a monte non è facile, e per fortuna che ci sono queste persone che si danno da fare, te, le associazioni, i volontari, giovani, meno giovani. Io veramente, Mirella, delle volte mi sento svuotata perché sarai una mentalità arcaica e penso che l'aiuto, come c'era una volta al vicino di casa, che lasciavi la chiave sulla porta, è chiaro adesso la sicurezza non c'è perché anche quello è un problema. Allora Mirella, se non ci mettiamo tutti insieme a darci da fare, è molto triste. Grazie cara Sandra anche per le parole che hai speso per il mondo del volontariato. Io sono una come tanti altri che sta cercando di mettere questa famosa goccia come Evelyn in questo oceano, però la mettiamo e basta, senza tanto pensare perché, per come, per cosa, la metto e chiuso. Quello che però vorrei sfatare, Sandra, e te lo dico sinceramente, non è vero quello che dici che i giovani non vogliono lavorare la domenica. Guardate, non è vero.
Voi provate ad andare alle fiere di San Luca, visto che parliamo di sagre e di fiere, a vedere chi lavora all'interno di questi stand. Ecco, chi sono? Sono tutti giovani. Io ho parlato anche con loro. Sabato c'era una marea, Presidente Furlan, di gente incredibile, perché è una delle fiere più partecipate, poi lei la conosce, una delle fiere più antiche che abbiamo nella storia. E che lavorano? Sono tutti giovani. E quando io parlo con loro, sono tutti che lavorano o per gli studi o per aiutare la famiglia. Presidente Furlan, cosa dice? Sbaglia la Mirella? Nei locali che andiamo a berci l'aperitivo trovate i sessantenni e i settantenni che vi dà l'aperitivo? No, perché bisogna anche dirlo, perché sta passando sto messaggio che i giovani non hanno voglia di fare niente, che sono a casa sul divano, che vivono con reddito di cittadinanza. Allora sentiamo il Presidente, poi anche cosa ne pensa Evelyn, perché io sono molto fiduciosa e difendo i giovani, non c'è niente da fare, io li difendo. Prego Furlan. Ma Mirella, io ti ringrazio per l'opportunità sull'argomento giovani. Ancora nel 2014, nel 2015, io sono arrivato a Roma nel 2016, eravamo stati tacciati, ma non solo come Proloco, come in genere, di sfruttamento minorile. Cosa che abbiamo contestato e lo dico con grande soddisfazione, abbiamo ottenuto da parte del governo la possibilità di utilizzare, e non solo le Proloco, tutte le associazioni, di utilizzare i giovani, quindi parlo di giovani dai ragazzetti di 8 anni per arrivare alla maggiore età all'interno di tutte le manifestazioni, all'interno delle associazioni. Oggi diciamo il Ministero, il Governo ha deciso di far entrare tutte le associazioni all'interno del RUNTS, che è il Registro Unico del Terzo Settore, dove per quanto riguarda i giovani che partecipano alle manifestazioni, ma vale per tutti i volontari, c'è anche una infortunio e malattia, per cui lo dico con grande soddisfazione, siamo riusciti ad ottenere la possibilità di utilizzare i ragazzetti, e se il ragazzetto lo prendi a 8 anni probabilmente si affeziona, si inamica con le ragazze e i ragazzetti, per cui si richiamano a vicenda all'interno delle manifestazioni, quindi abbiamo una continuità. E lo dico perché, lo dicevi anche tu prima, nelle manifestazioni, nelle sagre ci sono ragazzetti che logicamente non faranno sicuramente i lavori più pericolosi, perché sono seguiti e autorizzati dai genitori, seguiti da chi organizza la manifestazione, per cui faranno quei lavori diciamo minori che non hanno problemi di sicurezza e che comunque servono a costruire il volontario che poi rimane all'interno della manifestazione. Noi abbiamo, lo dico perché a me piacerebbe che ci fosse, noi abbiamo anche sia a livello di associazioni sia a livello di ente pubblico la possibilità di utilizzare il servizio civile. Io spero che il governo arrivi a fare il servizio civile volontario a titolo obbligatorio per tutti, per i ragazzi e per le ragazze, perché non dico per un anno, dico per un periodo conveniente per poter formare, per poter dare quegli indirizzi che servono a un ragazzo per capire quello che è il rispetto delle regole, perché alle volte magari il rispetto non c'è, ma con il servizio civile volontario può essere poi utilizzato come nell'associazione Sorriso per sostenere, per aiutare quelle persone che sono in difficoltà. Grazie Presidente, ecco, acceleri su questo, perché sono pienamente d'accordo, non so se è d'accordo anche Evelyn, perché noi abbiamo bisogno di far capire a questi ragazzi che si può fare ancora di più per aiutare la comunità, ecco, una cittadinanza attiva, sono perfettamente d'accordo. Evelyn Zanco. Sì, ecco, ad esempio sulla nostra associazione il discorso maggiorenne-minorenne su questo un po' influisce, per cui effettivamente poi anche mi collego al prima pandemia e il post pandemia e anche al discorso delle sagre. Il discorso della sagra con i ragazzini, con i ragazzi era proprio, l'ho fatto anch'io, un ritrovarsi, quindi il ritrovarsi proprio in paese, il fare amicizia. È verissimo che quando inizi con un gruppo poi diventi un gruppo che ti fa venire voglia di andare a fare le cose, perché se tu stai bene ci torni in un posto dove stai bene, quindi se tu stai bene a fare quell'attività ci torni, perché anche se è fatica, anche se insomma non è una cosa, ci sono sagre da 1000 coperti, quindi insomma è anche un lavoro, alla fine diventa quasi un lavoro, però è vero che lo vai a fare perché ti fa stare bene.
Dall'altra parte c'è anche vero che un po' si generalizza sui giovani, perché quando vediamo un gruppetto di giovani lì che non fanno niente, i giovani sono tutti così. In realtà non è vero, quelli sono così, ce ne sono tanti altri che hanno buona volontà, ce ne sono tanti altri che sono bravi perché magari arrivano dalla famiglia che li porta ad un determinato pensiero, a capire che c'è il bisogno dell'altro, e quelli si attivano. Ed è un po' quello che è successo appunto tra il 2013 e il 2023, e questo lo rileva anche l'Istat, che sono diminuiti i volontari, ma è aumentato il tempo che viene dedicato. Perché? Perché chi fa volontariato dedica molto più tempo rispetto a prima. Quindi ci sono meno persone che fanno volontariato, ma è molto di più il tempo che dedicano. E purtroppo si è anche un po' invecchiata l'età del volontario. Si è un po' invecchiata, e questo lo vediamo in qualsiasi associazione, un po' la nostra, un po' tutte quelle che girano nel territorio. Poi se guardiamo i numeri di volontari, c'è 4,7 milioni di persone in Italia che fanno volontariato, il 9,1% sono tante, però dall'altro lato sono anche poche, perché se noi pensiamo a quanto bisogno c'è e poi a quanto diventa bello se iniziamo a farlo, perché anche la nostra associazione, ok ragazzi disabili, ma però io non saprei cosa fare. Niente, devi semplicemente essere te stesso e stare con loro. Può essere ragazzo disabile, può essere anche un'altra cosa, però devi solo essere te stesso e fare quello che faresti normalmente. Cioè non ti serve una competenza per far cosa, cioè non ci sono competenze super o deve essere un supereroe. Devi essere te stesso che decidi di dedicare un po', e a volte puoi anche dedicare con tutta la famiglia il tuo tempo. Non solo tu individualmente, che quindi magari devi lasciare a casa, puoi anche trovare un modo di fare quel tempo dedicato a un'altra persona, a un'altra attività con tutta la famiglia, e allora diventa un tempo diverso. Mi veniva in mente ieri sera e ridevo che non abbiamo mai tempo, però quando si passa nel centro commerciale la domenica vedi che c'è il marito, spesso il ragazzino, seduti sui puff nel corridoio che sono annoiatissimi, e dico ma quel tempo io l'ho speso bene o quel tempo potevo dedicarlo a qualcosa che mi avrebbe fatto star meglio? Pubblicità. In Italia c'è un modo unico per apprezzare i prodotti tipici del territorio, in tutte le regioni, in tutte le stagioni, con la certezza di gustare le autentiche ricette tradizionali, in un'atmosfera coinvolgente e gioiosa. E la sagra. Le Proloco ne organizzano 20.000 ogni anno, per una platea di 48 milioni di visitatori, e selezionano le migliori con il marchio Sagra di qualità, che premia gli eventi che favoriscono la creazione di sinergie con le attività enogastronomiche e turistiche legate alla cultura del cibo. Unione Nazionale Proloco d'Italia, promotori delle tipicità del territorio. Allora, Presidente Furlan, io ho avuto ospite il Palio di Montebelluna, col Presidente, i ragazzi e i volontari, e ho fatto loro una proposta: perché non inserire nel Palio di Montebelluna i diversamente agili? Per cercare di farli partecipare, come si parlava anche prima, a questo evento molto bello, molto importante, e magari fare anche l'apertura con loro, con questi ragazzi. E loro sono rimasti entusiasti e cercheremo di farlo. Non è che forse, Furlan, dobbiamo aprire di più a questo mondo, anche farli partecipare di più? Io raccontavo a Evelyn che ho avuto una mamma che ha il figlio Davide, col diploma dell'alberghiero, che si è andata alla sagra del paese per partecipare, per aiutare questa sagra, e prima facevano fatica a capire che suo figlio poteva tranquillamente fare questo, visto che ha anche un diploma di alberghiero. E dopodiché ha detto: vabbè, accompagno io, se c'è qualche problema per voi che volete che qualcuno lo accompagni. E praticamente quando era dalla cucina per portare fuori i vassoi, a lei e al figlio non arrivava nessun vassoio, cioè non è arrivato nessun vassoio. Cioè
mortificazione, l'umiliazione che ha provato sia la mamma che il figlio è inaccettabile, Presidente, inaccettabile. E dicevo a Evelyn, forse culturalmente non ci siamo proprio, perché questi ragazzi, queste persone che io chiamo persone, si muovono solo in maniera diversa, hanno dei tempi diversi, ma non è che non riescano a fare le cose. E forse anche noi, Presidente, dovremmo aiutarli di più a partecipare all'interno della comunità. Vuol dire farli diventare attivi con i loro modi, con i loro tempi, con i loro metodi. Cosa dice Presidente Furlan? Ma allora io dico che ancora nel 2019-2020 noi abbiamo dato indicazioni e indirizzo a tutte le Proloco, lo dico da nazionale in questo caso, a tutte le Proloco di abbattere tutte quelle che sono le barriere architettoniche per poter permettere anche al diversamente abile di accedere in maniera diciamo tranquilla all'interno delle manifestazioni. Chi è sagra di qualità, chi diventa sagra di qualità, addirittura nella disciplinare c'è scritto che la Proloco deve avere gli accompagnatori, per cui nel momento in cui un diversamente abile arriva alla manifestazione viene accompagnato dagli organizzatori al proprio posto a sedere. Logicamente ci sono delle postazioni dedicate proprio ai diversamente abili dove ci si può avvicinare al tavolo e non c'è la difficoltà di poter pranzare, ma ci sono anche volontari diversamente abili che vengono inseriti all'interno delle manifestazioni. Non è facile, ci vorrà ancora del tempo, ma le indicazioni, gli indirizzi che noi stiamo dando a tutte le nostre associazioni delle Proloco sono quella proprio di che ci siano delle barriere architettoniche. Presidente e che Furlan, scusi se lo dico, lei parla molto bene. E anche Sì, ma Presidente Furlan, lei parla molto bene, lo so, e so che è anche una persona sensibile, però quello che dico io, che nella carta è scritto tutto, tanti progetti, anche nella Costituzione è scritto tutto, dignità alla persona, lavoro, però dopo in pratica, Presidente, non che siamo proprio, pure è scritto nella Costituzione. Ma la realtà è un'altra, caro Presidente, la realtà è che non ci sono queste figure perché le persone non si fidano, perché hanno paura di rallentare nel tempo, di portare il vassoio, chissà, muore da fame se arriva 10 minuti più tardi il vassoio, dopo si incoa per 3 ore per fare... Cioè, capisce, Presidente, che non ci sto, dobbiamo supportare queste persone, perché anche la legge 104 dice che le aziende devono assumere, ma io ho tutti i sindacati e i numeri non ci sono, non vengono assunti, Presidente, è inutile che la giriamo. Perciò anche lei, che è una persona sensibile e buona, deve accelerare con le sue Proloco. Evelyn, come mai non ci si fida di queste persone? Forse culturalmente, come dico io, non siamo abituati a vederli normali, a vederli sempre da un lato. Io ho avuto una scrittrice che sta scrivendo un libro bellissimo, senta bene Furlan, che ha detto: guarda Mirella, io ho il lavoro, ci mancherebbe che non avessi anche il lavoro a più di 40 anni, ma sono rimasta là però. Io vorrei far carriera perché so che potrei anche riuscire, ma non mi lasciano, non me la fanno fare. L'ha detto lei seduta dove è seduta Evelyn. Allora, come mai non ci si fida? C'è sempre paura di qualcosa che non esiste. Perché noi vediamo la disabilità e non vediamo l'abilità che c'è dietro la disabilità. Perché se noi... cioè, una delle prime cose che noi impariamo da piccoli è camminare oppure anche allacciarci le scarpe. Bene, per noi può essere facile, difficile, ma sono capaci anche loro, basta insegnarglielo, basta avere pazienza di insegnargli ad allacciarsi le scarpe, basta avere pazienza di portarli a fare dei piccoli. Poi chiaramente dipende dalla disabilità e dalla gravità della disabilità, perché ci sono delle persone che hanno purtroppo delle disabilità gravi che li limitano tantissimo, sia nell'uscire sia nell'avere proprio anche quel minimo di normalità. Però ci sono tanti ragazzi che invece possono fare una vita normale con le loro abilità, con i loro tempi e accettandoli per quello che sono. Cioè non posso pretendere che un ragazzo con dei problemi fisici faccia 100 metri di corsa, però magari piano piano gli do un braccio, lo posso accompagnare e posso farli camminando. Eppure li ho fatti i 100 metri, Cambia solo il modo di vederlo. Però forse dobbiamo proprio togliere disabilità e abilità. Cioè valorizzare quello che loro sanno fare e non vedere quello che è il loro limite. Infatti, se
io sento molto, per fortuna so orba ma non sorda. E quando vedo passare queste persone, la prima frase che sento è Evelyn, ara ai disabili, ara che si arriva ai disabili. Cioè, ma vi rendete conto? Guarda che siamo noi questi che dicono queste cose, E io mi giro e dico, ma questi non mica capivo niente, là. E mi viene una rabbia, perché poi loro arrivano col sorriso. Se non ti conoscono, la prima cosa che fanno, ti abbracciano, ti stringono. È vero o non è vero, Evelyn? No, perché Sì, sembra sì. che mi racconta la storia di Aluna. No, la Luna è per terra e sono loro che portano questa gioia. Sono sempre allegri, sempre disponibili. E veramente, quando io li intervisto e vengono qui anche in trasmissione, poi la gente a casa dice ma che bravi, ma che belli sti a casa. Allora Evelyn, cosa si può fare? Cosa possiamo dire al Presidente per unire le forze anche con le preloco che sono una potenza? Beh, il Presidente è una potenza, abbiamo anche a dirlo. Lui dice che non è vero, ma ve lo dico io che è una potenza, proprio per cercare, come dice lui, di inserire anche questo problema che c'è nella carta, ma il progetto dopo non va avanti. Cosa possiamo dire, Evelyn? Ma allora lì parte molto dalla sensibilità proprio del gruppo Proloco del paese, che deve arrivare a conoscere quali sono le associazioni, quali sono i ragazzi e che tipo di ragazzi ci sono magari nel paese. Perché effettivamente sono ragazzi del paese tante volte, non sono ragazzi che arrivano da Roma e arrivano a Susegana o arrivano a Conegliano o arrivano in un posto, sono ragazzi del paese, sono ragazzi che tu incontri anche uscendo, anche andando a fare una passeggiata, anche andando al mercato. Per cui c'è proprio il conoscere, che poi quando ci si conosce e quando si capisce che qualcosa si riesce a fare, ad esempio da noi fanno delle serate dedicate. C'è la serata dedicata in cui viene proprio scritto anche nella locandina, tu sai che arrivi e quella sera ci sarà l'associazione col nome dell'associazione che ti servirà al tavolo. Bellissimo. Quindi tu sai già cosa ti aspetti. Arrivano le persone, Evelyn. Sì, Ecco. ed è bellissimo. Quindi questo forse dovrebbe fare un po' più rete ed essere allargato magari non solo a un territorio che è arrivato a capire la sensibilità in quel senso, ma dovrebbe essere allargato un po' probabilmente a tutto il territorio. Visto che le sagre ormai non durano più 2 giorni, ma durano una settimana, anche 10 giorni, Presidente, uno spunto molto importante è quello che ha dato Evelyn, prego. Ma allora io dico che ci stiamo lavorando e lavoriamo tutti insieme. Mi piace dire, e lo dico anche ad Evelyn, che bisogna imparare a fare squadra. Io vedo delle manifestazioni dove all'interno di queste manifestazioni non c'è solo il volontariato della Proloco, ma ci sono volontari di vario genere che collaborano, lavorano insieme e partecipano insieme. Vorrei dire, è vero magari che c'è la poca attenzione o minore attenzione nei confronti di un diversamente abile. Io che ho fatto il direttore industriale so che dovevo assumere una persona a ogni 7 lavoratori che era diversamente abile. Non è facile, però queste cose avvengono e devono avvenire anche all'interno delle manifestazioni. Lo dicevo prima, noi siamo partiti ancora nel 2020 nel creare gli spazi dedicati per poter accedere in maniera senza dover superare barriere architettoniche e con anche l'accompagnamento al posto di dove può pranzare, ma anche coinvolgendo quei diversamente abili che hanno la possibilità di operare all'interno della manifestazione e giustamente come dicevi tu, diversamente abili che ti arrivano con il sorriso, che ti abbracciano, cioè bisogna che chi governa, diciamo, il volontariato capisca e faccia tesoro di quegli abbracci che vengono dati con un interesse, con una forza che ti carica, che ti dà la possibilità di capire come devono essere inseriti e come devono essere diciamo messi a disposizione anche all'interno di queste manifestazioni, per cui io lo dico col cuore, il diversamente abile deve essere visto come qualcuno che ha la possibilità di essere inserito per quelle che sono le sue capacità all'interno anche delle manifestazioni. Sa quando avverrà questo, Presidente? Quando le segreterie di partito avranno capito che devono mettere la meritocrazia su cariche anche molto importanti, cariche molto delicate, dove devi assolutamente avere una preparazione molto particolare e perciò, Presidente, se abbiamo sentito anche l'ultima frase della Roccella che ha detto Ausri gita turistica, capisce bene che ho fatto un salto dalla sedia, veramente neppure rispetto per quelle persone che sono ancora vive
e che forse non fanno del sicuro una gita turistica quando pensano a questi ragazzi che vanno a visitare. Io li ho anche avuti e devo dire che ho visto una sensibilità che nel percorso che hanno fatto di questa visita studio a questi campi, ho ancora i bigliettini che mi hanno scritto e la vedi la sensibilità dei ragazzi, cosa dicono quando hanno toccato con mano questa realtà. Sembra che una ragazza abbia addirittura scritto: mi sembrava di sentire ancora l'odore. Ero talmente immersa in questo, mi sentivo proprio una cosa incredibile. Maurizio da Conserve, poi saluto gli ospiti, vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io vorrei, visto che ieri purtroppo non sono riuscito a intervenire, vorrei fare 2 commenti su quello che è successo a Verona, la strage di Verona. Allora, innanzitutto piena solidarietà alle famiglie dei carabinieri che stanno soffrendo alla grandissima. Ecco. Poi seconda cosa, Mirella, quei 3 cretini che hanno fatto saltare per aria la casa. So che i giornali dicono che hanno avuto 3 richiami per quanto riguarda lo strato. Più dopo hanno avuto 240.000 euro dalla banca. Perché non sono riusciti a restituirli? Benissimo, eri in difficoltà, ma con questo non vuol dire che tu devi fare saltare per aria la casa oppure farla saltare per aria per conto tuo, ma non con i carabinieri, perché hanno tutto l'obbligo di venire a pignorarti la casa. Quello che è successo a me, se io facevo una cosa del genere all'epoca, Mirella, dovevo fare saltare per aria la banca e dopo chi altro ancora? E cosa avrei risolto? Allora, se tutti quanti che siamo in difficoltà ci comportiamo in questa maniera, andiamo bene qua. Ecco, questo è il discorso. Comunque, questa cosa che è successa, perché loro erano in difficoltà, non deve influire su quello che è successo, perché hanno pianificato tutto dalla A alla Z. E adesso non facciamoli passare per malati, perché non erano malati, sapevano il fatto suo. Bene, attendo vostre risposte se potete e buona giornata a tutti. Ecco, vedi, tu hai una cosa importante, hai detto che tu hai avuto il coraggio di chiedere aiuto, io ne so qualcosa. Tu hai avuto questo coraggio di chiedere aiuto e non mi piace la parola con la quale hai detto che sono queste persone. Vi prego di non usare questi termini con queste persone che non conoscete, non sapete il loro vissuto e non potete neanche capire come ci sono gli avvoltoi dietro l'angolo quando ci sono queste fragilità. Perciò tu devi avere rispetto, come lo abbiamo tutti noi, per tutto quello che è successo, senza individuare uno o l'altro. Quello che è successo deve far riflettere chi di dovere. Persone che dovrebbero aver avuto la possibilità di fare prevenzione, come è stata fatta con te, e tu lo sai, però tu non eri così fragile e non lo sei neppure adesso, è perché ti sento. Invece tu devi capire che la fragilità è a 360 gradi, o sbaglio Evelyn? Non è facile parlare con la fragilità si chiude, diventa aggressiva, diventa cattiva, ecco, e comincia a far paura e la paura poi ferma tutto, o sbaglio Evelyn? Prego. No, è vero, poi a parte la paura, ma la nostra mente, si dice sempre che la nostra mente è una cosa meravigliosa, ma è anche il nostro miglior amico o peggior nemico. Cioè purtroppo quando, cioè leggendo da fuori, e il dopo è sempre facile, il problema è il prima, il problema è il durante. Però cioè, dire dopo, ma io avrei fatto così, io avrei fatto colà, si poteva fare, potevano fare, non potevano fare, siamo capaci tutti. Ma è lo sempre so io, dopo. però bisogna iniziare anche a fare prevenzione, sì. Però perché le fragilità però, si conoscono. Giustamente chi ha il coraggio di chiedere, perché ci vuole coraggio a chiedere aiuto, ci vuole coraggio ad ammettere di avere una difficoltà, ci vuole coraggio ad uscire dalle porte di casa, perché comunque la propria casa è il nostro angolo protetto, cioè il nostro ambiente protetto, è il luogo dove noi stiamo bene e ci sentiamo sicuri. Fuori dalla nostra casa c'è il mondo. Tanto è vero che loro dicevano la casa, cioè la casa per loro era la cosa più preziosa che doveva esserci per loro, era la casa, non volevano niente altro, volevano rimanere in quella casa anche se non potevano più rimanere. Però qualcuno, e lo ripeto, e ce ne sono tanti, e penso che qualcuno mi dia anche ragione, doveva accorgersi prima e, come dice Evelyn, anche cercare di far capire col dialogo cosa c'era all'interno di quella casa, magari stando anche da fuori, ma sapere che in qualche maniera, come ha fatto questa giornalista che è riuscita a intervistare questa donna, che ha detto quello che avrebbe fatto, ma nessuno si è mosso,
Ecco, perché non si pensa mai, ecco, tanto non avverrà come i femminicidi, 8 denunce sì, ma tanto non la colpa mica, no? Dopo, sì, ma ha fatto 8 denunce, però anche là le forze dell'ordine possono fare quello che possono fare perché non possono intervenire perché la legge non è ancora chiara, questa è la verità. Presidente Furlan, come ci saluta? Ma allora io dico grazie per questa trasmissione che fai e grazie per tutto quello che riesci a comunicare e a far attenzionare, perché più si pone attenzione più sicuramente si risolvono i problemi. Dico grazie anche ad Evelyn per la sua associazione, gli auguro buon lavoro per la sua associazione Sorriso. Ritorno a dire che quando si fa squadra più si parla, più si dialoga, più ci si mette insieme, più si risolvono i problemi. Chiudersi in se stessi non serve assolutamente a nessuno. Purtroppo però, vede Presidente, qua lo aggiungo, Evelyn lo sa, le fragilità vanno aiutate, se no si chiudono sempre di più e una volta chiuse voi non avete idea quanta fatica si fa a entrare in quella fragilità, voi non avete idea, ma chi di dovere lo sa e avrebbe anche qualche arma da giocare per entrare in questa fragilità, visto che sono pagati apposta, dico io. Allora Presidente, guardiamo l'ultimo video che è molto bello, visto che parlavamo di giovani, vediamo che giovani ci sono a questa festa, a questa sagra a Mogliano. Andiamo a vedere, poi saluto gli ospiti. Leonardo, Giacomo, Giovanni, Claudio, Mattia. Sono i 5 ragazzi tra i 20 e i 25 anni che hanno preso in mano l'organizzazione della Fiera del Rosario di Mogliano Veneto, sagra radicata nel culto e nella tradizione, arrivata quest'anno alla 43esima edizione. Da qualche anno abbiamo iniziato a entrare a far parte di questa fiera. Ci siamo entrati sempre di più con gli anni e piano piano siamo riusciti ad arrivare anche a organizzarla insieme agli altri, più diciamo il vecchio comitato che ci sta supportando. È diventata una sinergia, vorrei dire miracolosa, perché non sempre le sagre sono come dire, occasione di passaggio da generazioni nuove e vecchie, e qui ci stiamo riuscendo, è un dono grande, un dono del Signore secondo me. Chiaramente dietro le quinte chi ha organizzato precedentemente magari non si vede in prima persona, ma è dietro le quinte che sostiene da una mano, fa il servizio umilmente come cristianamente è richiesto. Ci spinge a farlo tutta la nostra forza di volontà, rinnovare un po' l'ambiente e portare un po' di vita in questa comunità che ne ha bisogno. Il principale scopo era spingere i più giovani a ritrovarsi e fare comunità. Era uno dei nostri obiettivi, di portare qui in centro a Mogliano i giovani in questi 12 giorni di festa e mi sembra, siamo convinti di esserci riusciti, perché ne vediamo tanti che girano, che entrano, che escono, vengono anche solo per una birra, però vederli qua dentro ci fa venire un sorriso molto grande, siamo molto orgogliosi. I 5 giovanissimi organizzatori sono determinati a portare avanti la fiera anche in futuro. Mesi di programmazione, serate spese a pianificare tutto. A Jesolo però a divertirci ci andiamo anche noi, dicono. Sicuramente anche noi non ci togliamo il divertimento durante l'estate, però insomma questo nostro obiettivo ci ha spinto anche durante le serate fin tardi a organizzare, però è stato un divertimento più che il puro divertimento che so da discoteca o da festa, è stato il fatto di raggiungere un obiettivo così grande che potrebbe essere per qualcuno utopico, insomma. Ed è un'esperienza che consiglieresti? Sì, assolutamente, perché il risultato è quello che dopo ti fa vivere, ti fa provare, è una cosa bellissima, quindi sì, la consiglio. Qualche perplessità anche dalle famiglie di questi ragazzi, fugate dal risultato raggiunto. I miei genitori, non vedendomi a casa per 2 settimane e anche per tutti i mesi prima di organizzazione, sono stati un po' titubanti anche su quello che stavo facendo. Stanno capendo, stanno vedendo quello che siamo riusciti a fare e quindi adesso hanno il sorriso anche loro. Bellissimo questo servizio che fa riflettere, allora magari vicino a questi 5, 10, 20 ragazzi, ognuno di loro con un altro ragazzo diversamente agile, ecco, assieme a fare questa cosa. Presidente, un passetto alla volta ce la faremo, io sono veramente che ci riusciremo, e anche i genitori si devono fidare di più di questi ragazzi. Ma come mi vai a aiutare in sagra e non ti incoraggi neanche? No, proprio non ci siamo. Grazie ai miei ospiti, pubblicità.
Da un lato i problemi economici di tante famiglie che soffrono situazioni di difficoltà persino nel riuscire a mettere il cibo a tavola. Dall'altro uno spreco alimentare diventato talmente persistente da avere assunto il carattere di problema strutturale della nostra società. Due questioni che l'Emporio della Solidarietà di Venezia combatte, oltre che con l'assistenza della spesa solidale per chi è in necessità, con un'educazione di lotta allo spreco alimentare ed un corso di cucina con relativo ricettario per un'alimentazione migliore. Si può mangiare bene, sano e senza sprecare del cibo, anche con un reddito piuttosto basso? Allora, l'anno scorso i nostri cuochi sono riusciti a fare un pranzo di Natale con 8 euro a persona, quindi sicuramente sapendo comprare bene e con accortezza qualcosa si può fare. Vero è che il tema dello spreco alimentare è un tema molto importante e lo spreco in Italia rispetto all'anno scorso è aumentato del 45%. Questo non è un buon segnale. Grazie all'aiuto dei suoi 80 volontari, l'Emporio della Solidarietà di Cannareggio ha erogato dal 7 novembre 2019 7.750 spese e attualmente aiuta 170 nuclei familiari in difficoltà. Ma perché l'aiuto sia completo, occorre offrire anche un approccio più consapevole alla spesa prima e alla cucina del cibo poi. Lo spreco è maggiore nelle famiglie di reddito basso piuttosto che in quelle di reddito alto. Questo sembrerebbe in realtà un ossimoro, ma purtroppo è così, perché comunque serve un'educazione allo spreco e non tutti la ricevono. Il corso di cucina e il ricettario vengono riproposti dopo il buon successo dell'anno scorso. Chi ha preparato le ricette? Chi se le ha inventate? Le ricette sono le ricette dell'Associazione Cuochi di Venezia, sono due cuochi, Renato e Roberto, che lavoravano per aiutare i ciechi a cucinare e quindi sono delle persone di una grandissima sensibilità e con grande capacità di inclusione. Io non so se qualcuno prima di parlare pensa, ma non so, ho fatto una riflessione tra me e me, che le famiglie che hanno meno sono quelle che sprecano di più. Non so, c'è la povertà che aumenta, 6 milioni di poveri. Non so, c'è qualcosa che non torna, come dico sempre. Allora, parleremo con i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Daniele Cenedese Alpino, che saluto e ringrazio perché parleremo anche della colletta alimentare, che grazie all'aiuto che mi dà Daniele Cenedese con i suoi ragazzi, con gli alpini, riesco a fare anche questo, perché la colletta alimentare per me invece è molto importante, perché le famiglie devono mangiare bene e mangiare quello che mangiamo tutti noi nella maniera corretta. Saluto anche il presidente di Nord-Est Ippodromi, il dottor Stefano Bovio. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui, anche perché domenica ci sarà un evento molto importante, ci sarà un evento che è la storia un po' dell'ippodromo di Treviso. Come ci saluta Presidente, grazie di essere qui. Allora poi vedremo anche un video che ha mandato il Presidente. Prego Presidente Bovio. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, mi fa molto piacere poter parlare di questa manifestazione, che è una manifestazione ippica di particolare importanza tecnica, ma noi abbiamo cercato di arricchire con un contesto un po' particolare proprio per stimolare la curiosità e cercare di parlare non solo in maniera molto tecnica di cavalli, ma di uno spettacolo a 360 gradi. Molto importante. Cenedesi, allora cosa vuol dire la solidarietà? Il Presidente Bovio, che ringrazio sempre, ha aperto anche al mondo delle associazioni questo meraviglioso parco, questo ippodromo che abbiamo, per far capire l'importanza di unire le forze, quelli che cercano di fare anche gli alpini, unendo le forze per aiutare chi ha bisogno e soprattutto essere solidali con quello che il momento necessita. Prego Cenedese. Niente, intanto saluto tutti. Gli alpini, come sai, da questa raccolta alimentare che facciamo, gli alpini attirano sempre la fiducia e quando danno agli alpini almeno si sente che sono convinti chi dona, chi dà, che vadano a buon fine tutte quante queste cose. Speriamo che continui così finché ci stia alpini sempre più vecchi, lavorano e vanno avanti.
di fare sempre queste raccolte alimentari che sono molto importanti, insomma. Eppure voi riuscite a trasformare i centri storici dove sfilate, le grandi città, in un evento, come diceva il Presidente Bovio, sono eventi importanti dove veramente la vediamo i numeri, le famiglie. Forse siete gli unici che riuscite a portare questi numeri nelle grandi piazze e anche nelle grandi città. Ecco, come funziona? Cos'è che attira, ecco, l'unione, ecco, le famiglie che arrivano tutti assieme? Come siete riusciti ad avere questi numeri? Al giorno d'oggi posso dirti che gli alpini si sono creati una nomea di sicurezza. Quando fanno queste manifestazioni anche la gente che viene solo per fare fratellanza, non hanno problemi che ci siano dentro baruffe, quelle cose là. L'unica cosa che dobbiamo stare attenti è che qualcuno non beva un po' troppo, ma quello lì va subito sedato, e gli alpini danno questa sicurezza. Finché riusciamo a mantenere questo, penso sia una cosa molto, molto bella e propositiva, insomma. Ma noi vediamo anche l'audience che abbiamo anche nella televisione quando facciamo le dirette con queste manifestazioni, perciò vuol dire che anche a casa vi seguono queste sfilate che veramente non terminano mai, ma sono sempre là incollati al televisore. Cos'è dovuto? Cos'è che attira Cenedese di questo cappello, questa uniforme? Nel tempo si è creata una nomea di sicurezza il cappello, e poi giustamente è un po' in tutta Italia e tutti quanti guardano, adesso sfilano i nostri, adesso qua, adesso là, e tutti sono lì perché sono manifestazioni sempre pacifiche, interessanti, perché gli speaker sono molto bravi e spiegano un po' quello che è successo nella storia, capisci? E allora la gente questa storia ci dà ancora fiducia, quello è un discorso. Che qualcuno non ricorda quanti morti ci sono stati nella storia. Ecco, anche gli alpini hanno fatto la loro parte. Presidente Bovio, forse sarà anche da tenere in considerazione questi numeri, magari di fare una bella sfilata anche all'ippodromo, visto gli spazi che avete, perché no? Cosa dice Presidente Bovio? Ma certo, ma mi era anche stato richiesto in passato di utilizzare come sede, poi però non mi ricordo perché non se n'è più fatto niente, però il posto si presterebbe come, certo. Cosa dici Cenedese, ecco, di fare anche questa unione, casomai vi scambiate i numeri, do i numeri, perché sarebbe molto bello anche cercare di unire le forze, di fare, visto che abbiamo la fortuna di avere questi spazi non da poco protetti, oltretutto vicini anche all'autostrada, perciò si arriva dappertutto. Ecco, cosa potrebbe essere? Potrebbe essere un'occasione per far vedere, ecco, qualcosa in più. Si parlava prima. Ogni domenica c'è una riunione di questi alpini, gli alpini festeggiano tutti i gruppi, solo a Treviso ce ne sono una novantina di gruppi, e c'è il 90°, poi ci sono le adunate sezionali, ci sono le adunate provinciali, quindi ogni domenica è motivo di fare festa. L'ippodromo si presterebbe bene a fare una bella adunata sezionale, perché lo spazio c'è. Una bella adunata sezionale, perché no, vero Presidente? Cosa dice Presidente Bovio? Quando? Vi metto in contatto e poi, ecco, è veramente la data, poi eventualmente se tutte le cose vanno a buon fine, la data si può sempre trovare. Niente è impossibile per la Mirella, secondo me, basta volere. Contrattare le alte sfere, perché è una piramide, però è una bella idea. Una bella idea. Allora andiamo a vedere anche questo video istituzionale dell'ippodromo e poi lo commentiamo col Presidente Stefano Bovio. E là puoi fare anche...
Sa Presidente Bovio cosa ha detto Daniele Cenedese? Ma che ben casette nuove. Allora Presidente, cosa vuol dire anche l'immagine, dare queste immagini di questa bellezza? E cos'è l'ippodromo nel 2025? Cosa è diventato l'ippodromo? Non è solo corsa di cavalli, trotto e galoppo, è diventato qualcos'altro. Prego Presidente. Sì, è diventato qualcos'altro perché è uno spazio che è polifunzionale. E diciamo l'attività ippica, che è l'attività principale anche come diciamo, risorse che sono assolutamente necessarie per mantenerlo, diciamolo chiaro e tondo, per mantenerlo come l'avete visto nelle immagini costa 50.000 euro al mese, ecco, tanto per essere chiari. Quindi le risorse vanno trovate nell'ippica, e per quello che non basta dobbiamo inventarci altre cose, altre attività, e soprattutto sfruttare queste occasioni come quella di domenica per fare richiamo, perché non solo per avere il pubblico presente alle manifestazioni, ma anche a qualcuno può venire in mente, come stiamo adesso parlando per gli alpini, di usarlo per altre cose, riunioni aziendali, concerti, qualunque tipo di attività che possa dargli vita mese per mese. Ecco, noi cerchiamo di mantenerlo sempre pronto, funzionale al meglio, ed è un parco con servizi a disposizione di chi abbia qualche buona idea. Una buona idea anche quella che avete avuto, ecco, di fare anche questi centri estivi all'interno di questi spazi bellissimi, e soprattutto ecco questa vicinanza dell'animale, di questa meraviglia che è il cavallo, molto apprezzata. Io ho visto a Villa Margherita, lei lo sa, quello che è proprio, ecco, la bellezza di vedere anche il diversamente agile con questa meraviglia che è il cavallo, che non nota la fragilità ma anzi lo aiuta e la supporta. Ecco, cosa vuole dire Presidente, come sono andati questi centri estivi e cosa fare per fare squadra, per migliorare sempre di più, per avere anche più numeri visto gli spazi? Poi andiamo a cercare di vedere dove portiamo i nostri figli, ecco, avete fuori di casa cosa c'è. Prego Presidente. I centri estivi sono giunti ormai al 5° anno e abbiamo sempre avuto una buona partecipazione. È chiaro, sono incentrati sia sugli spazi che sono recintati, quindi protetti e sicuri, ma anche sulla vicinanza dei cavalli, perché una buona parte delle ore del giorno sono dedicate proprio alla conoscenza dell'animale dal punto di vista morfologico, come passa il cavallo la sua giornata, l'alimentazione, le cure, quindi tutta una serie di informazioni fatte in maniera molto, molto basica che i bambini possano apprendere e conoscere, proprio perché questi animali così grandi nel centro città è difficile trovarli, incontrarli, avere a disposizione un ippodromo. Credo che sono poche le città in Italia che dispongono di strutture di questo genere. Ci sono molti centri privati ma hanno altro tipo di attività. Diciamo che il nostro ruolo è diverso, perché si tratta di divulgare la passione e la conoscenza per questi animali così veramente carichi di emozioni. Eppure i numeri che avete dimostrato di avere anche quando organizzate i concerti, ecco, sono numeri molto importanti, vuol dire che se tu organizzi bene la gente arriva. Ecco, come mai si fa così fatica a far capire a chi di dovere che potrebbe essere uno spazio, come ha spiegato molto bene lei, da sfruttare molto di più senza intasare la città, i centri storici, questa gente arrabbiata perché non trova parcheggio, non riesce a entrare, i cittadini. Ecco, perché si deve fare tutto esclusivamente all'interno della città? Io ho provato con Sport Senza Barriere, però hanno copiato la data e l'hanno fatta appunto nel centro storico. Anche invece di cambiare la data non è stato possibile far capire questo. Copiare è facile, basta copiare la data, qual è il problema? Però devo avere io la visibilità. Ecco, forse dobbiamo unire più le forze, far capire anche che abbiamo 12 mesi, abbiamo 365 giorni, forse le date, e qua lo dico anche a Daniele Cenedese, dovrebbero essere un po' più organizzate, un po' più pensate in maniera diversa, che noi ci troviamo
sappiamo che quel giorno tutti fanno tutto, perché chissà perché proprio quel giorno. Ecco, Presidente, quante sono importanti le date che anche con questo evento voi cercate invece di mantenere? Non è che cambiate data, voi fate quella data, perché quello è il ricordo. Prego. Beh, allora, diciamo che noi per l'Ippica abbiamo un calendario nazionale che ci è dato e diciamo imposto dall'ente di governo, che è il Ministero dell'Agricoltura. E una volta emanato il calendario è molto rigido, perché si tratta di incastri a livello nazionale fra i 35, ormai sono ippodromi in attività, per garantire una copertura totale nell'arco dell'anno di ogni giornata di gare. Quindi noi abbiamo un ruolo, ci assegnano alcune giornate principali che sono di domenica, come quella che sta per arrivare, altre sono giornate più di routine che però servono, diciamo, per coprire il palinsesto nazionale, e noi lì ci dedichiamo a quella che è l'attività ippica. Questa allora diciamo che copre circa una decina di weekend, sabato e domenica nell'anno. Tutti gli altri weekend sono bene o male liberi, a disposizione. Quello dei concerti è sicuramente stato anche in passato elemento di grande soddisfazione, però quest'anno abbiamo raggiunto apici diversi, perché abbiamo avuto degli artisti importanti di grande richiamo e abbiamo visto che la struttura regge anche le svariate decine di migliaia di persone, e non sono tanti i posti dove si possono fare questo tipo di attività. E stiamo già programmando il calendario per il 2026, dove confidiamo di avere un numero maggiore di eventi rispetto a quello singolo che è stato fatto l'estate scorsa. Daniele Cenedesi, quanto importante è la data, anche voi le date, perché le date sono la storia di queste sfilate, di questa storia scritta sui libri e che forse pochi ricordano, perciò la data è molto importante. Prego. Sì, le date bisogna sempre farle, sono stato un assessore, ogni comune e anche tante associazioni e pretendevo che all'inizio di gennaio tutti presentassero le loro, ci sono di quelle che sono fisse e altri. Quelli che poi arrivano dopo vanno a tappare i buchi, capisci? Come diceva giustamente il Presidente, anche loro hanno un calendario, quello più importante, che è quello dei cavalli, che viene imposto dalla federazione. Noi, come alpini, l'abbiamo quello sempre, si fa anno per anno, non è che si inventino, faccia una festa degli alpini, non viene accettato, perché si cerca di fare un calendario. Come si parlava prima, è che i gruppi sono tanti, allora uno festeggia, hanno magari un bravo alpino che è deceduto, lo vogliono festeggiare, però c'è tutta una regola che va a incastrarsi? A prenotare prima, e allora poi la sezione va a dividere un po' le date, però per non sormontare, non posso fare in provincia di Treviso 2 manifestazioni una domenica, sennò già qualcuna Montegrappa, come si dice, nelle penne mosse si va un po' a cavallare e allora si perde un po' da flusso. Perché? Perché sono tanti, capisci? Sono tanti, però lei è stato anche assessore, Daniele Cenedese, e sa l'importanza di quello che ha detto, bisogna programmare, bisogna pianificare, ecco, non è che perché tu sei sindaco, assessore, ecco, puoi distruggere quello che magari è stato fatto anche in diversi anni, ecco, con una data ben precisa, perché questa è cattiveria pura, vuol dire che vuoi togliere la visibilità per averla tu. Ecco, invece un amministratore cosa dovrebbe fare, Daniele Cenedese? Ecco, proprio il programma che deve capire bene col buon senso come pianificare assieme ad una squadra, perché non è che possa decidere, è una squadra che decide. Ci sono i calendari dell'anno prima o degli anni passati, quindi si deve sempre fare una scaletta degli impegni, quelli più importanti.
poi vai a tappare le altre caselle che rimangono, però devi sempre farti una scaletta. Rispetto per l'impegno. Rispetto per gli impegni, quelli più importanti. Perciò le date si possono trovare se uno vuole. Sì. Un'altra cosa importante è quello come cercare, Daniele Cenedese, di integrare questi giovani pochi che si comportano male rispetto a quelli bravi che non vediamo naturalmente. Ecco, anche con io ho sentito questo centro estivo che voi fate e veramente avete dei numeri incredibili di ragazzi che vogliono partecipare, infatti, ecco, e non riuscite neanche a dare tutte le risposte, perciò vuol dire che non è vero che il ragazzo non vuole partecipare. No, ecco, cosa si potrebbe fare di più per intrigare, trovare meno giovani che girano per i centri storici, anche creando problemi a tutti quanti? Incrementare un attimo di più questi gruppi. Io ti ho detto, ho 2 nipoti perché ormai, però sono anni, una bambina è iscritta agli scout a 10 anni, però è già 2 anni che va agli scout. Prima sai, gli scout, però adesso è le cucinelle, adesso vuole anche lì cresce di grado perché vede gli altri, però sono seguiti. Mio nipote, anche lui ormai ha 14 anni, parla già di patentino perché è sempre lì quel ciao a casa mia che lo prova, quello della moglie. Anche lui prima aveva detto quest'anno basta, non vado più perché cosa c'è? Sono degli amici, si fanno un gruppo, poi magari uno o per scuola o per questo lascia e allora anche loro cercano, si disgregano un attimo, capisci? Però poi quando se hai qualche bravo istruttore che li sa amalgamare, rimangono là e si fanno queste amicizie. Infatti noi siamo a San Biagio, ne abbiamo 8 scout, però hanno fatto amicizia, hanno fatto il campo assieme con quelli di Carbonera, con quelli di Breda. E là si fa la squadra? E là si fa la squadra. E quando sono con loro puoi stare tranquillo, che sono sorvegliati, che è una bella scuola. Io ho visto anch'io al Parco dello Storga domenica, c'erano col prete che hanno fatto anche la messa, bellissimo, veramente proprio bello vedere. Mancando adesso la leva, vedi che sta presto tra telefonino, tra quello che vedono si disperdono, ma non è colpa anche loro, è proprio la Presidente società. Bovio, cosa si potrebbe fare per intrigare anche questi ragazzi anche con questi eventi, ma soprattutto fargli capire l'importanza di questi spazi, mettere assieme varie realtà, come ha detto lei, cercare di dare anche delle risposte, perché io non credo che siano tutti cattivi, ce ne sono sì che bisogna stare anche attenti, ma tanti potremmo anche prenderli per mano e accompagnarli in percorso diverso. Quanto è importante anche lo sport, il galoppo, il trotto? Ecco, una volta era uno sport, dicevano, d'élite, e io invece penso che questi ragazzi con la sensibilità che hanno si avvicinerebbero di più a questo mondo, anche fare volontariato, aiutare anche il Presidente. Veramente avete sentito che costi ci sono per mantenere, come avete visto, queste immagini bellissime dell'ippodromo. Ecco, cosa possiamo fare? Presidente, prego. Ecco, allora prendo spunto perché la manifestazione di domenica avrà anche degli spazi dedicati a questi temi, cioè all'avviamento ad attività, perché noi abbiamo, diciamo, combinato con la Federazione del Ciclismo una serie di attività che sono sia spettacolari, perché avremo 2 prove molto, molto particolari di una sfida fra 2 ciclisti professionisti, un ragazzo e una ragazza, che sfideranno 2 trottatori, un maschio e una femmina. Sui 1000 metri, quindi uomo in bicicletta contro cavallo al trotto. Questa è la parte spettacolare, ma durante tutto il pomeriggio del Gran Premio ci sarà a disposizione sul prato dell'ippodromo tutta una serie di esposizioni e possibilità di test che riguardano l'attività del ciclismo, che è molto sentita nella nostra provincia. Abbiamo anche dei posti bellissimi dove poter andare con la bicicletta sia in pianura sia in montagna, ci sono percorsi per ogni diciamo esigenza e volontà. Vorremmo far conoscere, ecco, quindi mettere a disposizione gli spazi così centrali dell'ippodromo per dare a chi sia curioso di vedere e toccare con mano questo mondo tutta una serie di opportunità. Ci saranno anche
dei giovani, dei ragazzini giovani che faranno delle dimostrazioni di gincana, perché c'è tutta un'attività giovanile che può coinvolgere le famiglie dal punto di vista proprio dell'avviamento all'attività agonistica, che deve essere fatta a quell'età come un gioco, però nello stesso tempo dà uno stimolo, cioè ti impegna, ti stimola a migliorare te stesso, e quindi in un certo senso si dà ai giovani la carica necessaria per, diciamo, è una scuola di vita, ecco, lo sport è scuola di vita. Poi ognuno può scegliere l'ambito nel quale si sente più portato a fare. Questo della bicicletta sicuramente è un ambito e ha tante prerogative importanti. È bellissimo, anche perché io ho i pediatri che mi dicono di cercare di parlare di questa obesità, sono molto preoccupati, perciò l'attività fisica, ad esempio, anche con questa bicicletta, come dice il presidente, il dottor Stefano Bovio, è molto importante. Ecco, bisogna far capire a questi ragazzi che bisogna iniziare a muoversi, perché io vedo che si muovono più i genitori che i ragazzi. I figli dove sono? Sono a casa, che è sul divano, che fanno i compiti, no, non può funzionare così. Ecco, quanto è importante l'attività fisica? Voi alpini ne sapete qualcosa? Ecco, con queste marce che fate di sicuro, ma non è che vedo tanti alpini belli robusti, vedo sempre tosti, ma quelli di una certa età sono belli. Però l'alpino nasce in montagna, quindi è molto amante della montagna, e vanno a fare le escursioni già da giovani. Mi ricordo anch'io, quando ero più giovane, mi piaceva andare in montagna a portare i miei nipotini, mia figlia. L'alpino si muove. L'alpino si muove. L'alpino si muove. Senti, Daniele Cenedese, e l'alpino come ha vissuto questa guerra, queste guerre poi che abbiamo anche alle porte di casa, sia quella in Ucraina che poi quella più lontana e altre quelle lontane, tutti questi morti? Come vivete voi queste situazioni, queste immagini? Ecco, proprio da alpino, uno che veramente sa cosa vuol dire la parola alpino, la parola guerra, sacrificio, prego. Vedi, non hai mai sentito che gli alpini hanno preso posizione per la PAL o per Israele, perché quando è guerra è guerra. Siamo esempio noi che siamo qua. Ho pubblicato anch'io su Facebook, sono venuto a sapere di certe carneficine che sono state fatte anche qui in Slovenia, che hanno murato 1400 nostri italiani che tornavano indietro, li hanno murati là, e poi e non si può neanche andare a come si dice, a onorarli, perché il sindaco di adesso non vuole che si faccia pubblicità. Quindi ci sono un casino di sti casi qua. Lì, guardando il senno di poi, sentendo, perché dobbiamo solo sentire quello che vediamo, gli alpini stanno un po' alla larga da prendere posizione, però io parlo per me personalmente, constatando quello che succede, quello che sta succedendo, quello che è successo, di carneficina, di questo e di quello, io porto sempre in esempio che c'è un inizio. Il 7 ottobre è stato un po' quello che hanno scoperchiato, come si dice, la pentola, perché lì anche là la data è chiara. La data è chiara, vedi che torniamo al discorso delle date, e quelle lì sono date fondamentali. Che poi si è scoperto che Gaza, perché è stata secondo me è stata bombardata, perché hanno capito che sotto c'è un'altra città. Negli anni hanno costruito, infatti adesso ne vedi che non trovano neanche più i prigionieri qui da rendere, perché non li trovano, perché saranno sepolti, capisci? Però sotto là c'è un'altra città, quindi poi tutte le manifestazioni che abbiamo visto per la pace, brave, però se sono fatte per la pace devono essere fatte per la pace, non deve essere successo quello che è successo. Infatti gli alpini sono un po' manca un po', come si dice, di frenare queste manifestazioni, perché portano solo odio che tra di noi dopo. Questa è la riflessione dell'alpino Daniele Cenedese. Restandone sempre un po' a parte, perché
non ci sentiamo di giudicare. Infatti non hanno preso posizione, veramente bisogna dirlo, non abbiamo sentito niente, ed è vero quello che dice Daniele, gli alpini sono stati al di fuori di tutte le polemiche e strumentalizzazioni che se andiamo poi a portare sono nate. esempi, allora non è più finita, come ti ho detto, di questa, non sapevo neanch'io, sono arrivato a 72 anni, sto andando in cerca di un libro che mi spieghi, perché questa è un'altra carneficina, hanno murati su questa galleria 1400 persone, ma proprio qui in Slovenia, quindi io non l'avevo mai saputo, eppure è successo. E mi dicono che ce ne sono tanti altri casi così, quindi non bisogna farsi sempre... Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno. No, ma il discorso è che non è che gli alpini sono a favore di Netanyahu. Cioè, almeno io sono un alpino, ma quello che ha combinato Netanyahu è un genocidio riconosciuto dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, 150 paesi che ha riconosciuto il genocidio, e se la Meloni non lo riconosce, gli alpini non sono a Meloni. Io praticamente voglio ricordare che la Palestina è stata divisa dalle Nazioni Unite in 2 territori, e che all'inizio, ancora negli anni 40, era solo Palestina. Quindi è stata divisa dalle Nazioni Unite in 2 territori, uno Israele e uno Palestina. E quindi la parte che è stata assegnata ai palestinesi invasa dagli israeliani non va bene. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio Marano Vicentino. In effetti Daniele ha detto che gli alpini non hanno preso nessuna posizione, ha fatto delle riflessioni personali ma a titolo personale. Presidente Bovio, qual è la cosa che forse lei vorrebbe che se qualcuno capisse di più l'importanza dello sport? Perché vedo che si fa molta fatica a fare qualsiasi tipo di sport a molti ragazzi, non a tutti, a molti ragazzi, e dopo la pandemia è diventato ancora più difficile. Quanto importante è lo sport? Io mi ricordo che lei ha raccontato ancora qui a Sveglia Veneti che già a 6 anni aveva questa passione, ecco, per questo animale, ecco, per l'ippodromo, poi è andato a vederlo, è diventata una passione che ancora adesso porta avanti, nonostante io conosca veramente quanto difficilmente ha incontrato questo Presidente per tener duro, ma mi sembra che ce l'abbia fatta, Presidente, complimenti, prego. Grazie dei complimenti, tener duro è vero, tanto, fatta ancora no, perché c'è ancora tanto da lavorare per poter andare avanti con questa attività, ma lo sport è importantissimo per i giovani. Io credo che un ruolo importante ce l'abbiano le famiglie, perché lo stimolo deve partire da lì, cioè è nell'ambito della famiglia che tu vedi quando un ragazzino dedica troppo tempo allo smartphone, alla televisione, non si muove, allora bisogna stimolarlo, bisogna fargli vedere certe realtà e dopo nella speranza che qualcuna gli piaccia e gli interessi. Io trovo che lo sport a livello formativo del carattere sia fondamentale, qualunque sport, quindi non occorre nemmeno fare cose costose, perché è chiaro che se parliamo del nostro, quando c'è di mezzo il cavallo, purtroppo si sa, sono spese ingenti che non tutte le famiglie possono sostenere, però per fare l'atletica leggera, un paio di scarpe da ginnastica, per andare in bicicletta, una biciclettina, e le attività sono tante e molteplici, quindi io invito tutti a curare questo aspetto, stimolare i giovani a fare sport. Allora, vediamo anche le immagini che ha mandato il Presidente, il Dottor Bovio, anche dell'ippodromo, ma soprattutto ecco l'ambiente, la natura. Io so che lei è molto attento, c'è molto verde, ci sono degli spazi veramente importanti, sembra di quando entri all'ippodromo di entrare in un altro mondo che non penseresti di trovare. Guardate quanto verde, ecco, c'è sempre una natura rigogliosa. Quanto importante è la natura con questo sport, con queste discipline, ecco, con questo, guardate quanto belli sono qua, guardate quanto bello è questo animale, il cavallo, guarda, sono immagini bellissime. Prego Presidente. È chiaro che gli spazi ci vogliono, perché queste competizioni devono essere fatte
in queste piste, la pista dell'ippodromo di Treviso è di 1000 metri alla corda, larga circa 20, questa di sabbia che stiamo vedendo. Non pensiamo mai all'ippica come ce la fanno vedere nei film americani, no? Delle scommesse accanite, perché non è così. In realtà sono degli spettacoli di cui si possono godere semplicemente assistendo. Poi dopo voglio fare un cavallo davanti all'altro e mi gioco una birra, va bene, non è quello. Noi abbiamo un montepremi che mettiamo a disposizione delle scuderie, c'è tutto un mondo che gravita attorno a questa attività e il pubblico ne può godere in spazi all'aperto sicuramente salutari e sicuri. Allora andiamo a vedere anche quello che è successo col mondo dell'inclusione proprio all'ippodromo di Treviso e poi commentiamo. Lo sport è fondamentale a tutti i livelli, per tutte le età e soprattutto nell'inclusione per anche ragazzi che non sempre sono fortunati come noi. È un modo un po' di sfogarsi, è un modo di fare nuove amicizie. Io ho molte amiche conosciute grazie a questo sport, appunto giochi per tutta Italia e quindi farai parte di un mondo tutto nuovo. Bambini, genitori, nonni, in tantissimi sono accorsi all'ippodromo Sant'Artemio per la manifestazione Sport senza barriere. Dal karate al calcio, dal softball alla danza, un momento per stare insieme, per provare discipline diverse con un unico obiettivo: abbattere ogni barriera, soprattutto mentale. Creano e danno benessere ai nostri ragazzi che vivono il loro quotidiano ma hanno anche bisogno di questi momenti di condivisione e inclusione nella loro vita. Bisognerebbe farne di più queste dimostrazioni per portare i giovani via dalle strade, perché in queste domeniche dove c'è lo sport, c'è come si può dire, la felicità di giocare. Tantissime le associazioni che grazie a Mirella Tuzzato si sono riunite sul prato dell'ippodromo per condividere la giornata e far conoscere il proprio impegno a favore della comunità. È importante a livello di prevenzione far conoscere il fenomeno e soprattutto prevenire anche quelle situazioni di disagio che poi portano anche alla scomparsa. Lo sport sicuramente è un ottimo strumento di inclusione, soprattutto per i giovani. E sono qui a diffondere la cultura dell'inclusione attraverso le attività sportive, tutte le attività sportive, perché non esiste un atleta di Serie A e un atleta di Serie B. Siamo qui tutti per far vedere quali sono le nostre attività. Associazioni che permettono di tagliare traguardi altrimenti irraggiungibili. Senza il contributo delle associazioni tante attività non sarebbero possibili. Il volontariato è una ricchezza preziosissima per il nostro territorio e noi siamo orgogliosi di tutta questa rete che si sta costruendo. Alla fine da parte di tutti un grazie a chi ha reso possibile questa giornata. Grazie Mirella per quello che fai per questa manifestazione, ma grazie e penso di interpretare il pensiero di tutti. Grazie a nome delle associazioni che tu sostieni così con il tuo grande lavoro. Grazie a tutti voi e aiutate tutte le fragilità. Mettete tutti la goccia nell'oceano che ce la faremo. Ho avuto ospite proprio l'altro giorno Brando Prandi, che ringrazio, anzi abbiamo avuto anche degli spunti da portare avanti. Allora, Presidente Bovio, come commenta? Cosa le è rimasto di questi percorsi che abbiamo fatto assieme, di toccare con mano, ecco, le fragilità, ma vederle sorridere, vedere farle squadra, stare assieme, non c'erano diversità. Prego, Presidente. Sono state manifestazioni molto belle, molto coinvolgenti, sicuramente hanno lasciato un bellissimo ricordo e l'auspicio è quello di poterle ripetere in futuro. Noi siamo comunque a disposizione, è chiaro che ci vuole tanto aiuto, perché per mettere in moto questa macchina c'è bisogno di contatti e di un lavoro, ma noi siamo a disposizione per farlo. Gli spazi, come abbiamo visto, si prestano e l'iniziativa è sicuramente encomiabile e va portata avanti. Chiederemo l'aiuto agli alpini, Presidente, visto che si mettono a disposizione, certo. Non sarebbe di sicuro, ecco, una brutta idea iniziare a fare squadra Daniele Cenedese, perché io non mollo, io sono sicura che riproporremo questo avvenimento con quella data che avevamo fatto naturalmente. Perché il problema è che il politico passa, noi rimaniamo, qualcuno se l'è dimenticato, perciò è solo questione come ai cinesi, basta sedersi sulla sponda e aspettare che il nemico passi.
passi e dopo si riprendi un'altra volta. Daniele Cenedese, quanto importante è? Noi abbiamo visto questi cavalli, ma voi avevate i muli, questo animale meraviglioso, ecco, è veramente con una forza straordinaria, non manca mai nelle vostre sfilate di sicuro questi animali straordinari. Prego. Solo gli affezionati li tengono. Comunque io ho avuto anche la fortuna di fare militare, anni 73-74, quando sempre quei muli, quando si andava in marcia, prima venivano, si arrivava al campo base, prima di tutti si sistemavano i muli. Ecco, prima cosa da fare. I muli, si davano da mangiare, si sistemavano e poi toccava a noi, però sempre prima i muli. Però il mulo, quando andavi in montagna, se sapevi, ti appoggiavi un po' e lui ti trainava. Ma è pericoloso, perché delle volte il mulo veniva visto come caccia, bisogna stare attenti, non è vero? No, come tutti gli animali. Cioè, dipende sempre come tu lo tratti. Esatto. Basta 2 carezze e anche il mulo ti lecca. Quindi non è niente vero che se ti scaccia è perché tu vai lì a tormentarlo. Ma anche una mosca, se gli va lì, gli rompe le palle, lui scalcia. Ma se no, di indole il mulo è buonissimo. Presidente Bovio, quanto è sensibile questo animale, il cavallo, e come riesce a capire, ecco, che questa persona che sale su questa groppa ha bisogno di aiuto? Io mi ricordo a Villa Margherita quel bambino piegato in 2 perché non diversamente agile, e quando è salito sul cavallo, ecco, la schiena si è raddrizzata, sembrava che questo animale avesse fatto un'iniezione di qualcosa e lui sul cavallo era dritto. Quanto importante è conoscere a fondo questo animale e soprattutto quello che può esprimere e dare con la sua forza, la sua intelligenza e soprattutto questa sensibilità che ha. Prego, forse non riusciamo mica a capirlo. Prego, Presidente. La particolarità di questo animale è che nonostante le sue dimensioni e la sua forza è assolutamente docile e ubbidiente ai comandi di chi si affianca a lui nell'esercizio, nell'attività. È chiaro poi ogni cavallo... Scusi, Presidente, vorrei rimandare le immagini dei cavalli perché visto che parliamo di loro le rivediamo, prego. Il fascino è proprio quello, cioè il fatto che il cavaliere entra in simbiosi con il cavallo, sia per quanto riguarda, diciamo, l'uso agonistico, sia per quanto riguarda attività come appunto la terapia basata sul cavallo. Sono tutti animali ovviamente addestrati, abituati a questo tipo di attività e trasmettono emozioni indubitabilmente, ma è dovuto al fatto della mole, della presenza e della disponibilità che l'animale ha nei confronti dell'umano. Noi avevamo in passato grandi campioni, il famoso Ribot e altri. Ecco, il futuro cosa ci sarà? C'è ancora qualcosa che sta emergendo, ecco, con questo animale meraviglioso? Ci può dare qualche news? Dal punto di vista tecnico l'allevamento italiano è ai vertici mondiali, nel senso che ormai abbiamo delle correnti di sangue che sono state nel corso degli anni coltivate e raffinate sempre di più. Oltretutto diciamo che il nostro paese ha delle caratteristiche che all'estero fai fatica a trovare. Per esempio hanno provato ad importare molto sangue italiano in Svezia, non ci sono le caratteristiche di sole, temperatura, pascoli che ci sono qui e quindi la produzione è assolutamente ai vertici. Dal punto di vista invece dello spettacolo, come dicevo, noi dobbiamo far leva sulle manifestazioni principali come quella di domenica prossima per fare richiamo e avvicinare chi non conosce queste attività al nostro mondo, che è senz'altro un mondo molto particolare però affascinante. Allora, questo Gran Premio Briasuzzi, a che ora, da che ora a che ora? Presidente, ecco, ci dia un po' di notizie in maniera che la gente a casa sa. Domenica 19 ottobre, la prima corsa sarà
prima delle 2 alle 13:45 e si svolgerà tutto il pomeriggio fino alle 4:30 le corse ippiche e il Gran Premio. Durante le corse ci saranno presentazioni di prodotti a chilometro zero con degustazioni offerte al pubblico, ci saranno le manifestazioni del ciclismo sia per quanto riguarda le dimostrazioni dei giovani atleti, sia per quanto riguarda poter vedere e toccare i materiali di nuova produzione e anche fare dei test sugli spazi della pista. E poi dopo le 4:30 ci saranno le 2 sfide ciclista contro trottatore e verso le 6 terminerà il pomeriggio dell'ippodromo. Allora con quale saluto ci lascia, Presidente? Venite in tanti, siate curiosi, stiamo preparando tutto per il meglio e io confido il tempo ci assista e di avere una bella giornata di sport e spettacolo. Grazie al dottor Stefano Bovio, Presidente Nord-Est Ippodromi, di essere stato con noi. In bocca al lupo, Presidente, perché veramente sarà una giornata memorabile. Non siate pigri, uscite, l'entrata è libera, perciò meglio di così e vedrete di tutto e di più. Grazie Presidente, buon lavoro sempre. Grazie. Alpino, come ci saluta? Daniele Cenedese. Io vi saluto, mi è molto piaciuto sentire e vedere anche l'ippodromo qui di Treviso che questa disponibilità che è molto importante. Ecco, se domenica è libero con la famiglia magari va a trovare il Presidente così vi parlate. Vabbè, e niente, ribadisco ancora il discorso della colletta alimentare, lì ci risenteremo e gli alpini saranno presenti. Ecco, volevo solo per gli alpini che mi stanno ascoltando, che faranno servizio quei giorni là, per la distribuzione delle borsette, impegnare i ragazzini, i bambini, chiamare avremo le scuole anche. Andare a contattare le scuole, perché è molto importante darlo a questi ragazzini che diano fuori. Lo diremo Domenico Telesca, ma penso che l'abbiano già fatto lui lo fa. Che le scuole siano presenti. Anche gli alpini che mi stanno sentendo, chi organizza, chi ha le squadre, perché ci sono i raggruppamenti. Bravo, bel messaggio. Di invitare le scuole, possono essere anche due aule, 5 alla mattina, 5 alla sera, però mettere i ragazzini a dar fuori queste borse, che è molto molto importante. Grazie Daniele Cenedese di essere stato con noi. Pubblicità. Tre bare, 3 divise, un silenzio che urla dolore. Venerdì Padova, il Veneto e l'Italia si fermeranno per rendere l'ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nell'inferno di Casteldazzano. Sarà lutto nazionale nella Basilica di Santa Giustina. Alle 16 i funerali di Stato del brigadiere capo Valerio Daprà, il luogotenente Marco Piffari e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Le loro salme, dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Verona, saranno accolte nella Camera Ardente allestita nella sede della Legione Carabinieri del Veneto. Intanto a Verona la vita resta appesa a un filo per 3 dei 25 feriti. Tra loro, la più grave è proprio colei che ha innescato la strage con il gas, la sorella Ramponi, Maria Luisa. La donna è intubata in terapia intensiva, mentre i 2 carabinieri più gravi, tra quelli ancora ricoverati, mostrano lievi segni di miglioramento. Per i 3 fratelli Ramponi la Procura ipotizza il reato più pesante, quello della strage. Nelle prossime ore l'interrogatorio davanti al GIP per Franco e Dino. Una follia, quella dei 3, che andava avanti da anni. Già in passato avevano minacciato di farsi saltare in aria. Problemi familiari, debiti, disagio. Il comune aveva tentato più volte di aiutarli, senza successo. Purtroppo non hanno mai voluto accogliere nessun aiuto. Purtroppo abbiamo sempre trovato una chiusura da parte di queste 3 persone. Loro sono andate avanti ferme nella loro posizione. Una persona, se apre la porta, può far entrare qualcuno, altrimenti non si può. Non si può. Loro questa porta non l'aprivano? Non l'aprivano, non hanno mai aperto, non hanno mai voluto neanche un dialogo, neanche un colloquio, nonostante gli inviti che sono stati fatti. Abbiamo documenti che parlano chiaro di quello che abbiamo tentato di raggiungere, ma purtroppo non c'è stata chiusura sempre. Oltre al lutto regionale sarà anche lutto cittadino per 6 giorni a Casteldazzano. Domani sera nelle vie del comune si terrà una fiaccolata per ricordare le vittime della strage, perché il sacrificio di Valerio, Marco e Davide non sia dimenticato, uomini dello Stato caduti mentre facevano il proprio dovere.
Grazie a tutti. Il suono delle sirene squarcia il silenzio irreale di una tragedia che non ha confini. Il ricordo del brigadiere capo Valerio Dapra, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del luogotenente carica speciale Marco Piffari davanti al comando provinciale dei carabinieri di Padova, dove 2 di loro operavano. Negli occhi dei colleghi la disperazione di una morte impossibile da accettare, ma anche solo da spiegare. In via Cornarotta a Treviso il clima è colmo di dolore. Difficile parlare solo il ricordo di questi uomini che tante volte sono arrivati nella Marca per supportare operazioni e situazioni complicate. Oggi loro non ci sono più. Abbiamo perso dei colleghi, abbiamo perso dei commilitoni che erano degli esperti, dei professionisti che lasceranno un grande vuoto istituzionale e un grande vuoto anche in ognuno di noi, perché comunque nell'attività di ogni giorno erano di supporto ed erano, come dire, sempre disponibili a risolvere ogni situazione. Quindi questo chiaramente lascerà un grande vuoto in tutti noi. Tanti ricordi vissuti insieme, non solo lavoro, ma anche, ci dicono, momenti di amicizia, di racconti, di storia vissuta. Ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato del sacrificio e della lealtà dei carabinieri sempre a servizio della collettività. Molti purtroppo non sono sempre ben consapevoli del rischio che corriamo ogni giorno, sappiamo chi fa questa professione che ogni intervento è un'insidia, quindi noi siamo ben coscienti di questo, ma il nostro messaggio, la nostra professione, la nostra missione, se possiamo chiamarla, è quella di essere al servizio della comunità, per cui non ci pesa, non che non abbiamo paura, ma chiaramente il nostro dovere è questo, dobbiamo farlo. Rimangono indelebili le immagini delle macerie del casolare, di quella trappola congegnata per uccidere. Allora, prima di dare la parola a un'ospite graditissima che è l'avvocata penalista Lorenza Secoli, abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo, se no mi cade la linea. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, vado con tre cose, vado velocissimo. La prima, sì, l'ha detto la sindaca che tante persone che provano ad aiutare quella famiglia lì, e che provano qui del comune, e che provano anche a prefettura, che provano anche a chiesa attraverso la figura del parroco locale, che ha offerto case e lavori, ma quelli non voleva. Sentite dire che si poteva fare invece anche altre cose. Mi te credo perché te sei esperta, ma no, veramente non so cosa si poteva fare per aiutarli. Infatti mi viene a coniare una battuta, l'unico era di sparare una siringa come che si fa ai rinoceronti o agli elefanti per calmarli, portarli via e renderli, come dire, innocui. Un'altra cosa, mi dà molto fastidio quello che sta capitando oggi, perché sti qua ha ucciso 3 persone e ne ha uccise 4, perché 12 anni fa, girando con un mezzo agricolo pieno di barre di fieno non in regola, un povero giovane, un uomo di 37 anni, in macchina, è andato a sbattergli addosso ed è morto. E lì inizia il dramma grande. Però a me non mi va che, per esempio, tanti che dà colpa, dice che la colpa è dell'assicurazione perché non ha aiutato questa famiglia a saldare i danni. Finché uno gli ha detto, ma attenzione che l'assicurazione riceve anche il massimale, cioè l'assicurazione ti copre fino al massimale, ma se ti fa un danno maggiore, non è colpa dell'assicurazione senza dei soldi, non ti puoi dare, così come per la banca. Se ti vai in banca ti chiedi un mutuo da 100.000 euro e non te lo rendi, non ti puoi dire che la banca è una sanguisuga. La banca non ha neanche dei benefici, cioè le regole, e se può migliorare anche da adesso, ma le regole deve essere rispettate da tutti. È sbagliato dire che la colpa, anche in questo caso qua, tutti quanti a dire la colpa è dello Stato e della società, ci doveva pensare lo Stato e la società. No, perché in questa maniera qua, se va a finire che la responsabilità individuale va a farsi benedire, se torna ai tempi di Santoro, del quale la colpa era sempre dello Stato. No, così non può essere. Questa mentalità qua è dannosa anche, per esempio, per te, che ti sia una persona che hai di buona volontà, ma che sento che ti dici che vuole responsabilità sociale ma anche individuale. Terzo, e chiudo, una considerazione amara, perché alcuni capiteranno anche che si aggira come avvoltoi e che credo, alcuni palazzinari, perché quella zona lì è edificabile,
E mi veniva da pensare che questa signora che ha detto, no, che ho letto che quando è stata a casa, a qui che andava a aiutarla, a salvarla, e che ve l'avevo detto, bastardi, pensa che roba, no? Questa signora qua che ha detto, piuttosto di andare via a casa e farlo saltare in aria. Ecco, pensare, questi palazzinari qua, magari gli avrà pensato come qui il terremoto dell'Umbria. Guarda che bello ciò, perché così quando andiamo là per buttare giù le costruzioni vecchie e per edificare quei nuove, troviamo il lavoro già iniziato. Grazie signora. Ciao Mirella. Grazie a te Vladimiro. Allora sentiremo da una voce anche competente, riflessione a caldo su quello che è successo dall'avvocata Lorenza Secoli. Prego. Intanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Vladimiro ha messo sul tavolo tantissimi temi. Innanzitutto partiamo dalla tragedia che è successa e dalla vicinanza che tutti noi naturalmente proviamo per i professionisti che insomma ci hanno rimesso la vita, e siamo tutti vicini all'Arma e ai loro familiari. Vladimiro appunto ha parlato di tantissimi aspetti, quindi cominciamo dall'ultimo, la voglia di prendersi un terreno edificabile, quindi tutti gli interessi economici che ci sono sotto, che potranno sicuramente esserci, il disagio di una famiglia che non si fa aiutare e che probabilmente, come si può pensare, si poteva intervenire, qualcuno poteva intervenire, certo non oggi o un anno fa o 2 anni fa, ma in queste famiglie che portano questi disagi da sempre, forse si poteva intervenire quando i ragazzi erano giovani, quando queste persone che adesso sono diventate così chiuse, così intolleranti e chiuse anche agli aiuti, come ci ha detto il sindaco, e magari quando erano giovani erano più malleabili, quindi intervenire in quel momento dando istruzione, dando opportunità, poi parlare col senno di poi è sempre facile. Però Secoli, cara, abbiamo anche capito che nel 2025 abbiamo delle figure da anni anche che si occupano di questo, che sono i psicologi, i psichiatri, che sono i servizi sociali, anche quelli regionali. Ecco, sono casi drammatici perché dietro a queste persone c'è una figura che è la madre. Da quello che sappiamo, una madre molto chiusa, una madre che non aiutava di sicuro a far crescere questi figli nella maniera, come dice l'avvocato Secoli, ecco, anche culturalmente, ecco, con la frequentazione delle scuole, di un lavoro, di un altro lavoro, perché sono 3, tra le quali una femmina, una donna, una figura femminile. Il problema è che all'improvviso si scopre che queste persone non volevano essere aiutate. Però scusate, e lo chiedo anche all'avvocato Secoli, non so se la regia, il nostro bravo regista Andrea Basso riesce a trovare, che l'abbiamo fatta vedere anche ieri, l'intervista di questa donna che ha rilasciato a questa giornalista, perciò ha parlato con qualcuno, ok? Perciò non è vero che non si poteva parlare, perché lei ha parlato e lei ha detto quello che avrebbe fatto. Chiaramente. Allora non è che forse c'è un po' di superficialità, lo vediamo anche con i femminicidi, 5 denunce, ma tanto non la colpa mia, dopo la troviamo morta, perché la legge arriva fin là e dopo non si può, le forze dell'ordine fanno quello che possono, questi poveri uomini, questi carabinieri stanno fatto il loro dovere, poveretti, ma più di quello. Non era invece che ci doveva essere una squadra formata da più professionalità per capire di tirare fuori queste persone da quella casa e capire cosa si poteva fare prima che avvenisse questo fatto drammatico, perché l'hanno detto, chiaramente che avrebbero, perché per loro la casa era l'ultimo bene, era tutto, cioè per loro perdere quello vuol dire morire. Per me erano già morti da tempo, perché perdendo quella casa per loro non era più vita, perché avevano riversato tutto all'interno di quelle 4 mura, che qualcuno dice non si sa,
che all'interno era pulita la casa, l'esterno era terribile, ma all'interno c'è qualcosa che non va. Cioè, quanto è importante invece, avvocato, ecco, cercare di capire che c'è una squadra che si deve muovere, che deve fare prevenzione, visto che abbiamo le persone proposte per fare questo, prima di arrivare alla tragedia che è scritta, che è detta? Sfondi una porta aperta, però torniamo sempre su un discorso che ormai è noto a tutti, ovvero la carenza di risorse economiche, carenza di risorse personali, e che portano a non esserci nei momenti in cui è necessario esserci. Personalmente io posso dire che i servizi sociali con i quali lavoro quotidianamente fanno sempre un ottimo servizio, cioè nel momento in cui gli assistenti sociali si occupano di un caso ci mettono veramente l'anima, e quindi io non posso che dire che il lavoro è ottimo. Purtroppo non possono essere ovunque, non possono essere in ogni situazione. Certo, ripeto, col senno di poi è facile valutare cosa è grave e cosa non lo è. In questo caso è evidente che c'era un disagio, che c'era una problematica, e bisogna capire quante persone sono state avvertite, quanto si è sentita la necessità o l'urgenza di intervenire, di fare qualcosa, e che risorse c'erano in campo. Perché tutti hanno bisogno, e purtroppo i tagli al sociale, i tagli alla sanità, lo sappiamo, lo vediamo quotidianamente, e quindi ci devono essere delle priorità. Certo, non posso dirlo io perché non sono nel settore, insomma ci lavoro, ma non posso sapere come vengono qualificate, ecco, le priorità e le emergenze, e probabilmente questa lo era, ma io credo anche al sindaco quando ha detto abbiamo cercato di aiutarli. Ricordo che quando si tratta di persone adulte e considerate capaci di intendere e di volere, non è possibile fare un intervento forzato a meno che non si tratti proprio di TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che viene effettuato solo in casi eccezionali. Tra l'altro sono stati da poco rivisti i parametri, quindi solo in casi eccezionali si può intervenire forzatamente, altrimenti è l'adulto che sceglie se e quando farsi aiutare. Allora, iniziamo a analizzare quello che ha detto l'avvocato Secoli, che è molto importante. Noi abbiamo sentito che si sono avvicinati il sindaco, ma ha detto li abbiamo invitati più volte. Abbiamo sentito che il prete non era ascoltato, e i vicini neppure, e neppure i familiari. Però, c'è un però, non è che dovevano avvicinarsi psicologi, psichiatri, gente che sa come trattare certe patologie, perché non possiamo dire, dopo quello che abbiamo visto, come vivevano, perché i segnali c'erano tutti, che doveva muoversi una squadra di persone preparate, perché quando i droni hanno inquadrato la casa, loro avevano messo tutto l'esplosivo anche all'esterno della casa e si vedeva bene dall'alto. Cioè io non riesco a capire cosa è successo per questo, perché questa è proprio una tragedia scritta e parlata. Andiamo a sentire cosa dice questa persona che è in rianimazione all'ospedale, che è la sorella. Molto complesse, diciamo che c'è un'esecuzione immobiliare dietro a questa storia, un'esecuzione immobiliare molto sofferta e molto lunga, ci sono state minacce molto forti. Un'escalation, quella dei fratelli Ramponi, fatta di controversie e azioni eclatanti. Sul posto della tragedia è il procuratore di Verona Raffaele Tito a confermare come in via San Martino al momento della tragedia si stesse procedendo con un'azione mirata e pianificata. Noi avevamo, grazie ai carabinieri, delle fotografie di bottiglie Molotov sul tetto, e lui ha detto che si sarebbe fatto esplodere, e quindi noi ho delegato una perquisizione per cercare di capire se effettivamente queste
bottiglie erano vere oppure no. Minacce di farsi esplodere erano state pronunciate nell'ottobre dell'anno scorso in occasione di un primo sgombero, poi a novembre i fratelli erano saliti sul tetto, come documenta questo video del Corriere.tv. A parlare in quell'occasione era stata la stessa Maria Luisa, la donna accusata di aver innescato l'esplosione letale costata la vita ai 3 carabinieri. Il suo era stato un vero e proprio j'accuse. 5 anni che lottiamo con avvocati che si sono venduti, ci hanno rovinato, c'è restato solo la casa, anche quella ci vogliono portare via. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate al Corriere, che ora hanno un peso specifico. La famiglia, che in passato avrebbe gestito anche un'attività nel Mantovano, stava attraversando anni di estrema difficoltà. Non solo, uno dei fratelli doveva anche far fronte a delle spese legali dopo aver causato con il suo trattore 13 anni fa un incidente mortale. Li vedevo quando passavo in bicicletta, che accudivano lì il bestiame, ma si vedeva che era in uno stato pietoso, insomma, tutti sporchi, tutti, non so come faceva a vivere, tra l'altro. Lavoravano spesso di notte i fratelli Dino e Franco Ramponi, mentre Maria Luisa stava prevalentemente in quel casolare che non abbandonava mai. Loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, diciamo, un rudere con la stalla per le mucche. Bestiame che nelle scorse ore è stato portato via mentre sono proseguite le operazioni di bonifica delle bombole e delle molotov ritrovate, fatte brillare nel pomeriggio. Quella di Casteldazzano è una tragedia, ma non è un fatto imprevedibile. Ogni carabiniere ogni giorno sa che potrà accadere. La nota di Pianeta Sindacale Carabinieri. Intanto in paese qualcuno fa intendere che la tragedia era in qualche modo annunciata. Poteva anche succedere, perché sai, quando delle persone non hanno più niente da perdere. Era gente che non voleva affari con nessuno. Più che mi dispiace sono quelle 3 famiglie lì. Commozione che accomuna tutti, residenti e operatori. Lo stesso procuratore non riesce a nascondere la sua emozione. Sono abbastanza vecchietto, devo dire che una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata vedere carabinieri in divisa con il lenzuolo sopra, sulla faccia. Questa è stata la cosa che più mi ha colpito questa sera e devo dire che mi vengono quasi le lacrime agli occhi. Mamma mia. Allora, sentiamo come commenta questo servizio l'avvocato Lorenza Secoli. È qui evidente che ci sono persone legatissime alla loro proprietà che probabilmente non hanno un contatto con la realtà, quindi questa esecuzione, che sicuramente sarà fondata, perché se si arriva poi alla liberazione dell'immobile gli atti sono stati visti da un giudice, la procedura è molto lunga. Evidentemente queste persone non si rendono neppure conto del fondamento di questa espropriazione e ritengono che quella casa sia loro, che spetti a loro e a nessun altro. Come dicevamo prima, qui probabilmente manca tutto un aspetto culturale iniziale. Che formazione hanno avuto queste persone? Sono andate a scuola? Prima tu parlavi di una mamma che probabilmente non li ha introdotti, o i genitori, insomma, non li hanno introdotti in una società. Le persone ci dicono che non volevano parlare con nessuno, quindi qui c'è veramente una socialità azzerata da sempre. E probabilmente l'intervento doveva e dovrà, in situazioni simili, essere fatto prima. Allora, passiamo sempre a un altro argomento molto triste, che sono i femminicidi. Anche in questi giorni ne abbiamo visto altri. Ormai ogni giorno o quasi succede un femminicidio. Ecco, cosa sta succedendo? Questo uomo che non riesce a capire l'importanza di questa figura femminile al suo fianco, il rispetto per questa figura, ma soprattutto l'uccisione, che è una cosa veramente incredibile. Prego. Sì, questa piaga sembra veramente non finire mai, per quanti interventi si facciano, per quanta sensibilizzazione ci sia. Ogni giorno noi sentiamo di un femminicidio. L'ultimo è avvenuto sotto gli occhi dei testimoni, perché è avvenuto nel terrazzino di una palazzina, se non sbaglio a Milano, sotto gli occhi di tantissimi vicini. Il ragazzo lasciato, o che stava per essere lasciato in quel momento, ha accoltellato la compagna davanti a tutti,
e l'ha uccisa. E quindi è incredibile che non si riesca a mettere un punto fermo in questa tragedia. Per quanto adesso sia in approvazione il disegno di legge sul femminicidio, il femminicidio diventa un reato autonomo, quindi non è più un omicidio aggravato, ma diventa una figura a sé, e nonostante le pene continuino ad aumentare, questo non frena il fenomeno. Quello che traspare però è che l'uomo fa ancora fatica a farsi curare, ad ammettere, ed abbiamo la possibilità anche del cambiamento maschile, perché ci sono persone appunto adeguate che potrebbero fare questo, però la difficoltà di ammettere che c'è qualcosa che non va nella sua persona è difficile provarlo. Cosa bisogna fare? Io sono convinta, avvocato, che devono essere gli uomini a muoversi, perché ormai noi penso che ci siamo mossi in tutti i sensi, cioè non so più di così cosa possiamo fare. Penso che si faccia ancora fatica a far capire che adesso devono essere loro a parlarsi tra di loro, a vedere se c'è qualcosa che non va negli amici che hanno, perché c'è sempre un comportamento, questa famiglia del mulino bianco che non esiste, lo diciamo chiaro e tondo, inutile che ce me la girino, ecco, oppure se ce ne sarà sono come le mosche bianche. Ecco, l'uomo che deve parlare all'altra figura maschile, a fargli capire anche delle volte, ecco, queste parole verbalmente molto dure, molto toste, questi ammiccamenti anche da parte di questo sesso maschile che rispetto, non so ancora se ha capito cos'è, anche nelle parole, nello sguardo, nell'atteggiamento, anche durante il lavoro. Cosa dice, avvocato? Sono d'accordo su questa linea, ovvero che il focus dovrebbe passare dalla donna all'uomo. Faccio un esempio banalissimo. Donna, se sei in difficoltà, fatti aiutare. Il focus dovrebbe essere: uomo, se tu sei violento, fatti aiutare. Se tu vedi la tua vicina in difficoltà, chiama le persone competenti. Invece io direi: se tu vedi un vicino violento, un marito violento, chiama le persone competenti. Quindi non più il focus sulla donna che comunque si fa aiutare, trova un aiuto, può denunciare, quindi è sempre la donna. No, uomo, tu ti senti una persona violenta, hai fatto un gesto violento, riconosci che hai dei problemi, fatti aiutare. È molto forte perché, come dici tu, quanti uomini riconoscono di avere questo tipo di problema? Eppure dovrebbe cambiare proprio l'aspetto culturale. Che facciamo fatica ancora a far capire, perché anche non è che parliamo di uomini come abbiamo visto quei due fratelli. No, ma sai, noi continuiamo a dire donna, questo è il numero per farti aiutare, donna, queste sono le persone che possono aiutarti, donna, vai dai carabinieri, donna, vai in ospedale. No, dovrebbe essere: uomo, vai in questo centro che ti aiuteranno a non essere più violento. Uomo, parla con uno psicologo che ti aiuterà a non essere più violento. Quindi chi deve cambiare è l'uomo, non la donna. Ma la legge in questo caso ha fatto dei passi in avanti, nel senso che obbliga questa figura maschile a frequentare questi centri di cambiamento maschile? Certo, dopo che il danno è fatto, quindi tra le conseguenze del reato vi è anche in alcuni casi l'obbligo di partecipare a un corso per avere o delle attenuanti oppure uno sconto di pena, insomma dipende poi da che fase del procedimento siamo, e ci sono appunto, questo percorso viene caldamente indirizzato, però dopo. Non c'è un campanello d'allarme per cui un uomo che si può dimostrare violento, magari non nei confronti di una donna, ma di indole violenta, non viene indirizzato a un percorso del genere. Un padre violento, ad esempio, perché parliamo del marito, ma diventa un padre violento. Questo sempre dopo. Sempre dopo, invece la prevenzione dovrebbe essere fatta prima, molto prima. Ma non è che anche questa donna fa fatica ancora adesso a lasciare questa famiglia perché economicamente non riesce ancora
a sopravvivere da sola con i figli, cioè sembra quasi visto anche gli stipendi che ci sono in giro, cosa costa la vita, perché è facile dire vai via, sì, dove vado, quando solo un affitto costa 500-600 euro e magari a fare dei lavoretti oppure a un lavoro che non gli permette di mantenere anche i figli. C'è un supporto avvocato alla famiglia secondo lei abbastanza forte a questa donna che deve continuamente rimboccarsi le maniche? Noi dobbiamo fare tutto, difenderci, lavorare, qualsiasi cosa noi dobbiamo farla da sole, però prego. Ecco, allora proprio questo volevo dire, cioè il supporto economico c'è limitatamente, insomma, da parte dello Stato, ma sono sempre meno quelle donne che dipendono completamente dagli uomini. Come hai detto giustamente, la donna si dà da fare, la donna si rimbocca le maniche e cerca in tutti i modi di far fronte alle necessità della famiglia. Certo, ci sono anche i casi limiti di donne che non vogliono lavorare o perché preferiscono stare con la famiglia, insomma ci sono anche delle persone che coscientemente, insomma, decidono di non lavorare, ma in caso di necessità la donna si dà da fare. Io penso che ci sia più che altro una dipendenza psicologica. Abbiamo Gianni da San Giovanni, Lupatoto, provincia di Verona. Ciao Gianni, prego, veloce. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, volevo ribattere che sì, dispiace, sono d'accordissimo con lei, non bisogna uccidere, però ci sono certe donne che ci navigano su queste cose, perché anche l'ultima che è successo è una ragazza che è stupenda, va assieme con un signore da 56 anni, per cosa? Perché è innamorata? No, perché va assieme perché ha un po' di soldi, cerca di sfruttarlo in tutte le maniere, e quando questo poverino, cioè questo che non è sano di mente, a un certo punto perde la lucidità, e questa sfacciatamente, perché sfacciatamente, ok, gli dice vado via, vado con un altro, questo, l'altro, perché io ho una vita, questo perde la testa. Non si può sempre colpevolizzare gli uomini. Certe volte le donne, e glielo dico per esperienza, ma non solo mia, è successo anche alla mia famiglia, ai due miei figli, gente perché ci sono i soldi che li prendono i soldi. Aspetta Gianni, perché sennò non riesco a farti rispondere dall'avvocato, mi dispiace, ma sono proprio in chiusura, abbiamo 2 minuti e mezzo. Avvocato, come commenta la telefonata di Gianni da San Giovanni Lupatoto? Allora, se ci sono problemi di sfruttamento economico, non è per dar sempre torto agli uomini, perché assolutamente non è nelle mie intenzioni, però l'uomo dovrebbe trovare una soluzione prima, cioè anziché accogliere in famiglia una persona che evidentemente punta al suo patrimonio, anche se è bella, cioè il problema si risolve prima, non dopo, magari essendo violenti perché si scopre che questa donna è una rivista. Le scelte di familiari si fanno prima, ecco, magari essendo innamorati e non guardando ad aspetti esteriori come la bellezza o il denaro. Non so se nel senso che ognuno si sposa. Però quello che emerge è che noi continuiamo a dividere uomo e donna invece di certo. parlare di persone. Certo. Allora le persone dovrebbero capire che si devono svegliare, nel senso che quando vedi che una persona non farà mai per te perché lo capisci benissimo, e dagli atteggiamenti, dalle richieste che fa capisci qual è l'importanza per lei, se sei tu o se è qualcos'altro, avere il coraggio di lasciarlo, perché è facile poi dire... Certo, infatti
infatti prima ho parlato di donne, ma esatto. chiaramente va in tutte e due le direzioni, ovvero se scelgo una persona accanto e già sapendo che probabilmente potrebbe non essere fatta per me, ma la scelgo per motivi diversi, quali appunto l'aspetto economico o altre cose, prima o poi va a finire male. Nulla può giustificare un atteggiamento violento e men che meno l'omicidio, cioè, credo che questo sia chiaro. Era scritto che lo avrebbe lasciato prima o poi, nel vero senso della parola, perché le mire che appunto aspettava e si aspettano altre ragazze magari sono altre, ma non per questo la devi uccidere, non per questo la devi uccidere. Ecco la prevenzione che si parlava prima, avvocato, che andrebbe fatta prima e non dopo. Come ci saluta, avvocato? Proprio siamo in chiusura. Saluto tutti, ti ringrazio e cerchiamo di continuare nella battaglia per il sociale, come nel caso dei 3 fratelli e dei poveri carabinieri che sono rimasti vittime di questa ignoranza, e anche perché cessino i femminicidi. Grazie all'avvocato penalista Lorenza Secoli. Adesso andiamo a dare l'assegno, il vostro assegno, l'assegno di Mirella. Ciao, a domani. Ciao grande famiglia, oggi siamo nella prima periferia di Treviso e siamo a casa di Michela. Michela è una giovane donna, una mamma, ha una bambina di 7 anni con dei grossi problemi. Michela ha bisogno di essere aiutata perché non ce la fa, i problemi sono tanti, le spese sono tante. Cosa vuoi dire, Michela? Io ho problemi economici forti e sono disoccupata perché la bambina ha anche un problema e quindi non posso impegnarmi totalmente nel lavoro come tutte le persone, come facevo una volta. Quindi lei va seguita 24 ore al giorno. Poi in altre 2 ragazze che sono più grandi vanno a scuola, le spese sono sempre tante e non si riesce più di tanto ad andare avanti, quindi i problemi sono tanti, le spese sono tante. Quanto ti ha aiutato e ti aiuta il Banco Solidale? Perché tu vieni, sei sempre molto discreta, non chiedi mai niente. Delle volte siamo noi volontari che ci avviciniamo e ti chiediamo: Michela, hai bisogno di qualcosa in più? Perché ecco, è una proprio tua riservatezza. Sì, è vero, sono riservata, un po' mi vergogno perché sono una persona che non vorrebbe chiedere mai. Vorrei fare tutto da sola, ma mi rendo conto che non ce la faccio. Quindi il Banco Solidale mi ha aiutato tantissimo, a me e alla mia famiglia, con la spesa e non solo col cibo, perché ci sono anche tante cose da vestire che ho potuto trovare per la casa, quindi mi sta aiutando tanto me e le mie ragazze. Ascolta Michela, tu hai questo problema con questa bambina, giustamente dici io devo seguirla 24 ore su 24, non può essere lasciata sola, ma ti sei rivolta ai servizi sociali, ai comuni, all'assessore, al sindaco. Le risposte quali sono, Michela, per una situazione come la tua, che è una situazione importante? Mi sono rivolta sì, all'assistente sociale e più di tanto aiuti per la bimba adesso non ne vedo. Lei è seguita a Treviso da un'altra parte per fare della terapia e in qualche maniera comunque mi sta aiutando, però ho bisogno di più aiuto perché così è poco, per me è poco. Le altre ragazze quanti anni hanno, Michela? La grande ha 17 anni e l'altra ne fa 14 il prossimo mese. Perciò portare avanti una famiglia da sola, disoccupata, perché tu sei separata, giusto Michela? Divorziata e perciò hai questo problema che come capite le spese sono veramente tante. Questo reddito di cittadinanza che tanti dicono ma non è giusto, ma a te quanto farebbe comodo? Tantissimo, nella mia situazione tantissimo, perché con tutte le spese che ho probabilmente riesco un attimo a far fronte a queste spese che sono, come ho detto prima, tante e quindi anche le ragazze crescono, la piccola cresce perché ha 5 anni, quindi è molto veloce nella crescita, ha sempre bisogno di vestire e quindi per me è molto importante, molto.
Allora Michela, sai cosa facciamo? La borsa non te l'ho portata perché sei venuta mercoledì, perciò era assurdo che io ti portassi la borsa, però ti ho portato una cosa importante che grazie alla grande famiglia riesco a dare anche questa settimana. Questo, Michela, è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Qualcosa servirà per farti respirare, cara. Perché io so quanto bisogno hai tu di respirare, quante sono le spese, specialmente con 3 ragazzi, cioè una bambina e 2 ragazze, ormai sono 2 ragazzi, perciò spero che questo ti aiuti a respirare un po' di più e magari arrivare mercoledì prossimo al nostro Banco Solidale con un bel sorriso. Cosa dici? Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Senz'altro, vi ringrazio a tutti, grazie di cuore e sono emozionata. Grazie, tante grazie. E anch'io dico grazie. E adesso posso dare un bacio alla bimba? Adesso vado a dare un bacione a questa bellissima, perché lei è bellissima bimba. Avevo una encefalite erpetica, ok? E seria il virus dell'herpes, qui che abbiamo qua da neonata. E l'ha incontrata, non so se a contatto con me dentro la pancia e ha rischiato di morirmi per la seconda volta perché avevo portato in ospedale con una crisi epilettica, ok? 40 di febbre, stavo entrando in coma, ho fatto 1 mese di ospedale. Allora vuole un giocattolo, io so cosa, allora mercoledì porterai a casa questo giocattolo alla tua bellissima bambina, i tuoi occhi si emozionano. Sì. Quanto bene vuoi a ste ragazze? Sono la mia vita. Sì. La mia vita.